chiesti quale animale più mi rappresentasse. Ed io senza pensarci ti risposi: un gabbiano. Allora mi chiedesti perché? Ma perché gioia di vivere, e indipendenza e libertà, perché vorrei sentirmi immersa nella luce. Vorrei vivere la bellezza e la leggerezza dell'esistenza. Vorrei un contatto profondo e intimo con la natura e i miei simili. E spazio, tanto spazio per volare, per sognare, per cambiare e non restare cosa immutata nel tempo. Cambierai, tutto cambia, mi dicesti. Non pensavo che da gabbiano sarei diventata aquila. Per assumere forza e coraggio, per usare gli artigli affinché potessi aggrapparmi alla roccia nelle tempeste della vita e nel mio volo rigenerare l'anima più e più volte, per cercare la solitudine su alte vette. Solo per ammirare ciò che sembra immutabile, ma mai lo è. Tutto cambia e si trasforma, resta l'essenza intima del tuo essere e del tuo sentire. Se la tua essenza è la sensibilità, quella resta. Se la tua essenza e se la tua fiamma è la passione, quella resta. Se la tua essenza è l'amore, quello si diffonde e si trasforma. Non mi dicesti però che avrei dovuto lasciare l'affetto più caro al mondo per questa evoluzione, ma che il suo dono sarebbe stato il seme di quell'amore che si diffonde e si trasforma.
Oggi è il 31 dicembre, l'ultimo giorno di questo anno bisesto, anno funesto. È proprio vero, i vecchi non sbagliavano con i loro proverbi, le loro parole, ma soprattutto un anno dove io questa mattina devo veramente ringraziare questo supporto che voi mi date tutte le mattine, tutti i giorni, anche quando vado in ferie, in vacanza, mese di agosto, rimanete incollati nei televisori perché i numeri si vedono, sono quelli. Forse perché non è la Mirella che è brava, che è bella, che è buona, che è pessimista, che è cattiva, che è terribile, che è incosciente. È perché do voce a quello che voi pensate, a quello che voi dite, a quelle tante cose che qualcuno non ha il coraggio di dire, di esprimere. Invece io lo faccio, perché io sono cresciuta con i valori e la mia cara nonna, che mi manca tantissimo, ma tanto, tanto, mi diceva sempre una cosa molto importante fin da piccolo. Quando sai di aver ragione e dici la verità, che per te è giusta, è quello che pensi, non aver mai paura di dirlo, non aver mai paura di affrontare il nemico, perché se sai che tu sei dalla parte del torto, prima o dopo questo nemico soccomberà. Io ne ho avuto tanti, voi li conoscete, io vi racconto un po' tutto, i percorsi. Il problema è che il volontariato, i poveri, gli ultimi, non hanno voce, vengono visti male. Tante parole ma pochi fatti. Questo mondo del volontariato che, come dico tutte le mattine, è costretto a pagare per fare il volontariato, a fare stage. Non si sa bene perché, chi, dove, quando. Dicono sempre la sicurezza, poi mangiamo la carne avariata da 5 anni che chissà da dove viene. Però noi dobbiamo dare prodotti sicuri, ci mancherebbe, i controlli li abbiamo noi. Io li ho avuti al banco 2 volte dalla Comunità Europea, ma va benissimo, ci mancherebbe. Il problema è che comincio a essere stanca di questo falso buonismo, di questo perbenismo, di questo mi novò combatta, chi se rangia, chi se ne frega, di questa politica lontana anni luce da quelli che sono i bisogni della comunità, dei propri cittadini. Per fortuna ci sono ancora i preti, qualche parrocchia, poche suore, per me fondamentali, nell'organizzazione di ospedali, di asili, di parrocchie assieme ai preti, ai frati, però c'è qualcuno che divide, c'è qualcuno che non vuole vedere questa realtà. Voi avete visto, vi sembra che vediamo tante persone che hanno bisogno in questo periodo, cosa si può fare? Noi vediamo sempre cose spaventosamente non vere, che i poveri sono pochi, i ricchi sono tanti, perciò è meglio far vedere i ricchi. Invece è tutto l'incontrario, i ricchi sono pochi e i poveri sono tantissimi, ma non li fanno vedere, perché se li fanno vedere qualcuno si domanda: ma perché sono ridotti così? Perché questa gente che lavora, ma lavora anche in maniera molto importante, sudando, non riesce ad arrivare alla seconda settimana del mese? Perché questo diversamente giovane che ci ha fatto diventare così grandi e così bravi, quasi tutti, lo abbiamo messo all'ultimo posto, nella solitudine più totale? Perché l'operaio non riesce ad avere il giusto stipendio? Perché? Perché qualcuno ha perso il lume della ragione, che è la politica. La politica che deve fare dei passi molto indietro, perché prima o poi questo mondo leale, corretto, lavoratore, penso agli artigiani, a tutti, si stancherà. E allora come la metteremo? Cosa succederà? Io penso che se partiremo col 2026 con dei segnali positivi, il popolo saprà capire. Sappiamo capire benissimo cosa sta succedendo. Però io questo fine anno vorrei chiudere con, poi leggerò, perché sono tutti messaggi della povera gente che noi aiutiamo, che si sentono in dovere di ringraziare. Sono biglietti semplici arrivati al banco. Con gratitudine, guarda, lo faccio anche vedere, ringrazio e auguro buone feste. Ecco, semplice, guardate, un foglietto che noi diamo al banco per capire se hanno voglia di scrivere qualcosa. Io li ho sfogliati un po' tutti e sono tutti auguri, ringraziamenti,
speranza, pensate, speranza ancora nonostante tutto. Allora scusate questo intermezzo, ma dovevo farlo, ma soprattutto dovevo ringraziare voi. Io veramente vi devo ringraziare, guardate l'imbarazzo che provo quando mi fermate per la strada, dove vado, dappertutto, mi metti in imbarazzo perché dico ma come mai? Ecco, forse perché sentite la vostra voce, perciò io vi auguro veramente una buona fine, non devo dire altro perché ci sono i superstiziosi, bisogna stare attenti e veramente grazie per tutto quello che avete contribuito con il vostro supporto a far diventare grande anche questa trasmissione di Sveglia Veneti di Media Nord-Est. Vi presento subito gli ospiti, abbiamo Don Mauro Gazzelli, grazie Don di essere qui. Vedremo cosa ci racconterà Don Mauro Gazzelli e ringrazio anche Fabio Mariuzzo, Asso Cuochi, perché daremo anche una ricetta, sì, dobbiamo, certo, l'ultimo dell'anno, sì. Ecco, visto che poi ne parleremo su 10 famiglie, una sola andata al ristorante, almeno questi sono i dati che abbiamo, certo, e 9 sono rimaste a casa. Ora, pur dire qualcosa, sentiremo anche cosa ci racconterà Fabio Mariuzzo. Allora, Don, sono stata un po' lunga, ma dovevo spiegare com'è la situazione, bravo. Cosa dice Don? Com'è? Da vostro osservatorio importante, perché là arrivano le persone disperate, sì, non c'è niente da fare. Esatto. Una volta c'era il medico di famiglia, ormai anche là bisogna dire, ma insomma. È il farmacista, esatto, il prete, quelli che hanno la fortuna di averlo. Prego Don. Allora, io dico sempre, chi parla dei poveri vuol dire che non ne ha mai visto uno. Per me povero è dire dignità umana. Quindi oggi i nostri gente ha una dignità umana, soprattutto anche i nostri veneti, che dicono venivo al banco alimentare, venivo alla Caritas, ma adesso ce la faccio. Dopo passa 3-4 mesi, 6 mesi, un anno, i poveri devono ritornare, ma fino all'altro giorno avevano quell'ansia di dire no, ce la faccio, ma in realtà non ce la faceva. E perché vi dico questo? Perché dobbiamo farci quasi un'autoviolenza che abbiamo in testa, anche noi preti. Tutti mi imbroglio, tutti quelli che domanda, tutti imbroglioni, tutti... i santi ci dicono piuttosto che mandare via un angelo, che vedono il povero, meglio essere imbrogliati. Io dico sempre, il povero lo vorremmo buono, sincero e onesto. Se fosse buono, sincero e onesto, probabilmente non sarebbe povero. Quindi noi non possiamo giudicare un sacerdote anziano che ha 92 anni, è ancora vivo, il mio vecchio parroco mi diceva, al suo posto qua su testa, te farei uguale e mio zontà anche a perdo. Quindi io non posso giudicare. Comunque, di fatto, ripeto, è vero, tra chi potrebbe anche essere stile assistenzialismo, che cerca quindi la carità va fatta in modo intelligente, vero, ecco, essere una rete di persone, aiutarci, fin tutto quello che si vuole, però poi bisogna togliere masse, perché, e guardare la dignità umana. Tu raccogli la dignità in quel momento e non puoi umiliarlo. Cioè, una signora è venuta da me a dirmi, io portai scarpe, e dico, signora, i lacci? Cioè il povero si lega con il fil del ferro e le dice, io porto un maglione, una giacca, ma cava i bottoni. Ma signora, se porta a casa la sua roba e vai a comprare gli amici per i poveri, sono andato a me, ho comprato, cioè, scusami, cioè la dignità. E invece noi oggi diamo il superfluo e io educo i miei ragazzi dell'oratorio a dire, guarda, tu prendi un gioco che ti piace, come il famoso racconto del graspo di uva che arriva al portinaio del convento e il convento dice, ma io faccio convento tu perché sei il cuoco, e poi sto graspo a fine le ritorna alla persona che era partito, io ti do a te una cosa che ti fa star contento, e questo noi dobbiamo dare con gioia. E invece diamo il superfluo così per liberarci, no? E quindi a volte del povero noi ci liberiamo. No, non è un problema. E come Chiesa non vogliamo prenderci i fastidi, anche come preti. Io dico, a volte io devo prendermi i miei fastidi. Un padre di famiglia dà fastidio dalla mattina alla sera, quei fiori imprevisti. E se tu vuoi aiutare le persone, devi prenderti i fastidi, Però a me non mi va e non mi viene. Dico, se mi va bene, sia lodato Gesù Cristo, e se mi va male, almeno ci ho provato, sia lodato lo stesso Gesù Cristo.
Molto importante, parole veramente toccanti, la ringrazio perché come vedete non ha letto, vengono dal cuore. Ecco, non sono le prediche che lui fa in chiesa, è un'altra storia questa, è un altro racconto. Sentiamo cosa ne pensa Fabio Mariuzzo, Asso Cuochi. Ecco, questo come si comporta la gente quando arriva, è educata, è arrabbiata, come la vedi negli ultimi tempi? Ma la gente la si vede sempre nel suo interiore, nella sua figura esterna che ci vogliono far vedere, quello che ci rappresentano, e poi quando si va a contatto con le persone, quando si entra in intimità, quando si parla con le persone si capisce un po' di più, si capiscono i valori che portano, le conoscenze che hanno, e come giustamente parlava il Don adesso, è vero, quando noi facciamo dell'altruismo, quando ci doniamo verso gli altri, è sempre un momento di gioia, ma anche un momento di impegno, perché il nostro vuol dire togliere del tempo alla nostra vita privata, togliere del tempo a quello che noi facciamo di solito per dedicarci agli altri. È un momento non facile, perché appunto il tempo va dedicato e bisogna trovare la motivazione per farlo, perché poi coinvolgere anche le associazioni come le nostre, le altre associazioni in questi momenti di condivisione con chi ha un po' di meno, con chi ha bisogno eccetera, sono momenti importantissimi per la società, che fanno bene alle associazioni, perché possono far sì che le associazioni condividano dei valori e crescano assieme. Poi noi siamo un'associazione di cuochi che logicamente i nostri valori, le nostre ricerche sono mai più proposte alla formazione dei ragazzi, alle attività di cucina, alle attività di divulgazione di quello che è il messaggio della cucina italiana. Però molto spesso ci troviamo coinvolti in queste attività appunto di raccolta fondi, di aiuto verso il prossimo, i più deboli, e sono momenti che danno un valore aggiunto a quello che è un'associazione che si dedica a tutt'altro, che però riesce a ritagliarsi dei tempi per riuscire poi a creare qualcosa nella società che faccia del bene e che aiuti le persone un po' più in difficoltà. E da un momento che posso dire, soprattutto nel cibo, nella cucina, logicamente è facile trovare aggregazione, è facile trovare il momento di star bene assieme, perché la cucina, si sa, è quel momento dove ci si riunisce attorno a un tavolo, un po' si lasciano dietro le difficoltà del momento, eccetera, perché quando c'è un piatto da condividere è un momento di gioia, di emozione, e si unisce le persone, fa sì che le persone si parlino, si confrontino, no? E questo fa sì che nell'insieme delle nostre attività vediamo sempre che è un momento che ci porta a donare gioia e soprattutto a noi donare un valore aggiunto, che è quello appunto di riuscire a lavorare per gli altri, a donarsi agli altri, anche nonostante magari il poco tempo che c'è e la difficoltà di organizzare tutti questi eventi o stare in situazioni dove magari non ci sono tutte le attrezzature come siamo abituati a utilizzare in cucina, non siamo nella nostra consueta routine quotidiana della ristorazione, ma andiamo magari in situazioni un po' più difficili a preparare cibi, a preparare delle preparazioni appunto per il prossimo, e quindi secondo me è un momento di gioia interiore che poi va condivisa con gli altri, e quindi porta quello che sono le associazioni o le attività verso il prossimo in difficoltà, che danno sempre un'emozione aggiunta. È proprio vero, anche perché è pur vero, e lo dimostrano i fatti, che i grandi affari vengono prima di tutto cercati di mettere in piedi attorno ad un tavolo, ecco, alla sera, attorno a un tavolo imbandito, a mangiare assieme, e là si inizia a discutere del problema, ecco, e stare assieme con il cibo però. Certo. Prima mangiano e poi ma assieme. È proprio vero questa cosa qua, e lo vediamo anche nelle mense dei poveri, come ci si aggrega, come si condivide, come è bellissima questa cosa qua di socializzare. Forse dovremmo farlo di più. E così cresce l'autostima, secondo me. Certo. Forse non dobbiamo fare più pranzi e più cene con le famiglie, ad esempio. Però anche coinvolgere i ragazzi, perché chi lavora e ha delle guide come lei, gli hai autostima, perché il giovane ha l'orgoglio che ha preparato anche lui un piatto. Non farà grandi robe, farà solo che l'antipasto, ma lo ha fatto lui. Però l'ha fatto lui, bravissimo. È una piccola parte di una costruzione assieme. È come se noi andiamo a vedere il perché è stata data all'Italia il patrimonio immateriale della cucina. Perché non è solo il fatto, delle ricette o della cucina, è proprio perché nella storia della cucina italiana si riconosce quello che è la capacità di condividere, la capacità di stare assieme, la capacità di
gioire nel momento che si fa il piatto, e soprattutto il trapasso delle generazioni, dove ai genitori vengono insegnati ai figli la cultura della cucina, e soprattutto quindi la mamma con la figlia, la nonna che ha avuto la fortuna assieme, no? E poi ci si mette a tavola tutti assieme e si va a condividere e si tramanda la ricetta. E si tramanda la ricetta, quindi Difatti nei monasteri, nei conventi, i piatti più storici partivano proprio dal monastero, dal convento, dove facevi ospitalità nell'accogliere il viandante che andava al pellegrinaggio, il povero, e certi piatti famosissimi partono dal convento, dal monastero. Esatto. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella, ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Mi interessa questa trasmissione perché mi so né a ristorazione che portavo la roba in grandi alberghi dal 1956, pensati, ho conosciuto 307. E la ristorazione non c'è più quella della volta. Intanto adesso tutti vanno a mangiare il pesce, e non io trovo che non viene il pesce. E l'80% del pesce, va bene, è o congelato o di allevamento. Ma non conosce neanche, fa sbauca, mi sono ristoranti bene, va bene. Mangia bene, qui che mangia gli altri ciblè, cosa dico? È il salmone scozzese, vero? Che beve Don Perignon. Non sta a essere pessimista l'ultimo dell'anno, questa sera che mi da fare i cenoni, dai! Ma no, perché è un conviviale, perché non ne c'era da mangiare, è il mangiare più buono. Veniva fatto con i frattagli, con quello che scattavano i signori, il fegato alla veneziana, le tripe, i fagioli, tutta quella roba che era. Chi la mangia adesso come chi non avesse mai mangiato. Adesso la gente non capisce niente, il capo che trombare, se lui se ne intende, mica non va parlando da fruttaioli, va bene, che sono nata meno di fruttaioli. Quando che vado in roba, so da dove che viene, il carciofo, tutto so. Vedo una succhetta, vedo da dove che viene, un carciofo. Dai veloce Rinaldo che se abbiamo tanti ospiti, vai! Aspetta che ti dica sta roba. La gente non capisce niente. Non che c'è più il gusto di una volta, perché dove c'è è la stagionalità. Una volta si mangiava, drio è stagione, va bene, perché il pesce per amore di a rialto, dove che sono. Sì, ma basta Rinaldo, se no non va avanti, dai, fai gli auguri. Mi dava via tutto, adesso è tutto diverso, ma io penso che era 200 Niente, anni, non sente ciò. Ma le cose fa finta di non sentire. Ascolta Mirella, intanto le faccio gli auguri a tutti. Auguri. Passare un buon capodanno, stiamo tranquilli perché il mondo è cattivo. A Marco buongiorno, stiamo buoni. Oh, bravo. Vediamo a gomma da scanseare, che scanse tutte le brutte robe della nostra vita. Bello, questo mi piace. Auguri. Ciao Rinaldo caro, un abbraccio e grazie. Allora Don, ecco, questo diversamente giovane che lo trovo molto più arrabbiato dei giovani. È arrabbiato, ha una rabbia che non si riesce a capire, perché tutto sommato rispetto a una volta loro sanno cos'è la miseria, no? La povertà, la miseria che è un'altra roba, hanno passato le guerre, eppure sono arrabbiati per un qualcosa che non riescono ad avere, che è questo accompagnamento, il servizio alla persona, specialmente quando è sola. Perché delle volte non è che manchi il pezzo di pane, fortunatamente se uno ha fame, di fame non muore di sicuro. Ecco. Però manca quell'accompagnamento alla persona che è sola, ecco, che non riesce più a capire perché si è ridotta così. Una volta c'erano i cortili, c'erano tante cose, adesso sì ci sono le RSA, ma non è la stessa cosa. Ecco, abbiamo queste residenze, però abbiamo questa solitudine che attanaglia. Forse è questa anche la rabbia verso la persona giovane, il diverso. Cosa vede lei, Don? Ma quello che dico, a me me l'ha insegnato anche qualche esperto, cioè qualche studioso, un po' del sociologo anche. C'è un tempo, appunto, come dicevi tu Mirella, c'era il cortile, dove il cortile era il primo asilo nido, perché i nonni prendevano quello dei bambini, e se c'era qualche malato, persona che aveva delle difficoltà, ti prendevi cura. Eravamo però analfabeti e poveri. Oggi siamo istruiti, acculturati, non ci manca nulla,
però abbiamo delegato gli altri, cioè oggi siamo pronti a dire tocca a te, tocca a me. Cioè, tocca il centro sociale, tocca il sindaco, tocca il parroco, tocca la struttura. A scuola. L'insegnante, esatto. E quindi deleghiamo gli altri e non ci vogliamo più bene tra di noi. Secondo me, allora, innanzitutto, a me hanno sempre insegnato una battuta, mai telefonare a un anziano di sera, perché è la sindrome del tramonto. Un anziano, la luce di mattina è più vero, quindi c'è anche una stanchezza fisica e può nascere un po' di pessimismo. Però attenzione, l'anziano supera il pessimismo quando ad esempio canta una canzone, quando fa un pranzo assieme con gli altri. Sì. Io spesso vado a pranzare con gli anziani perché presbitero, dal latino, vuol dire anziano nella fede, sarie prete. No? Quindi io ho 2 tessere per anziani, quindi gli anziani hanno bisogno, quindi cantare assieme, pranzare assieme, Costruire assieme. diventa propositivo l'anziano, è meno pessimista. Quando l'anziano vede tutto nero è perché la solitudine lo sta ammazzando. Sandra da Padova, ciao cara Sandra. Ciao Mirella, non potevo mancare, l'ultimo dell'anno e hai fatto un'introduzione stupenda, come al solito. Hai fatto bene. Poi volevo ringraziare il parroco, perché a me piace la parola parroco come una volta, il prete di quartiere, il prete del rione. Io, te l'ho già detto, tutta la mia famiglia siamo cresciuti, io dalle suore, Dorotea, mio fratello col parroco che adesso è molto anziano, però si vedono una volta al mese tutti quanti, vanno a mangiare la pizza, lui adesso è un RSA dove era mia mamma. E complimenti al Signore, perché la cucina è il fulcro dell'Italia, è il fulcro. Dunque è vero, l'anziano ha bisogno di essere insieme a qualcuno. E io credo, Mirella, che un gesto di solidarietà, anche piccolo, ti fa stare bene. E forse quello bisogna capire. Il fatto di dare non è la quantità, se è una cosa che costa, non ha importanza, però il fatto di convivere con queste persone. Io nel mio piccolo cerco di fare il possibile, dopo sai Mirella, i problemi di salute del mio marito mi frenano un po' in quello che potrebbe essere il mio tempo libero, diciamo così, però cerco di fare io e tanti altri, perché non sono l'unica, ecco, mettiamo bene in chiaro. Poi gli invisibili sono i poveri, quelli che vedi per strada, quelli, io delle volte vedo qualche, diciamo barbone, perché è un termine ormai usato, arcaico, e gli offro magari un cappuccino, una brioche, e non è per far vedere che sono generosa, è che mi fa stare bene. E vedo che questo signore, che poi non è detto che tutti vengono, Mirella, da una situazione, hanno fatto delle scelte anche di vita, perché io ho avuto modo di conoscere una persona laureata che aveva avuto 50 anni, adesso non lo vedo più, che non era di Padova, eppure aveva una cultura, Mirella, sentirlo parlare era un veramente Sandra, bello. fai gli auguri per piacere, perché devo andare avanti, perché siete in tanti che chiamate e mi dicono non riescono a inserirsi, vai. Sì, hai ragione. Allora io volevo intanto fare gli auguri a tutti, che l'anno 26 sia di fiducia, di tutto e di più. È inutile che chissà che il 26 porti bene a tutti. Io vi abbraccio tutti, Mirella, ci sentiamo nel 26 e buon ultimo dell'anno. Grazie, grazie cara Sandra. Allora andiamo a vedere questa cucina UNESCO e poi la commentiamo appunto con Fabio Mariuzzo, Asso Cuochi. Per noi della marca trevigiana, che ha una tradizione enogastronomica così importante, è motivo di doppia soddisfazione, oltre che di plauso per FIPE, che ha saputo portare avanti la candidatura. Siamo partecipi del risultato attraverso la nostra storia, la storia della categoria, con il gruppo ristoratori, con la valorizzazione dei temi e dei prodotti tipici già nei decenni scorsi. Abbiamo sempre lavorato con ottica di crescita,
Abbiamo lavorato con ottica di innalzamento del livello e il risultato, che oggi è un risultato di tutti, è particolarmente soddisfacente per la marca trevigiana, marca gioiosa, una provincia cortese dove mangiar bene è uno dei driver più importanti. Allora, sentiamo come commenta Fabio Mariuzzo questo servizio che abbiamo visto, questo cibo meraviglioso, prego. Allora, il riconoscimento appunto dell'UNESCO alla cucina italiana è un grande passo per noi e per tutto quello che c'è stato prima di noi, perché la cultura della cucina non nasce oggi, no, ma è nata nella storia italiana. Da sempre l'Italia è stata una delle migliori cucine nel mondo. Ma da dove parte tutto questo? Non parte solo dal cuoco che è la parte finale, o la mamma in cucina o la nonna che cucinano. Questi sono gli ultimi lavoratori che producono il cibo, ma nasce tutto dalla biodiversità che c'è in Italia, dalla cultura della terra che abbiamo in Italia, dalla sostenibilità. Cioè il patrimonio dell'UNESCO ha voluto premiare tutto questo, quello che adesso vuoi per la comunità europea, vuoi per altri sistemi di produzione industriale, stiamo un po' perdendo, e noi, la nostra cucina nasce nel territorio, nasce con i prodotti locali. Infatti l'Italia è bella per quella, perché in qualsiasi paese vai, anche a distanza di pochi chilometri, ci sono culture diverse, ricette diverse, magari con lo stesso prodotto. E materie prime fresche raccolte fuori casa, o il contadino che produce i prodotti agricoli, l'agricoltore con i loro capi di bestiame, eccetera. Sono tutte piccole cose che hanno saputo far crescere questa nostra cucina e essere riconosciuta per quello che è. Però non dobbiamo tenere molto presente che è questo l'importante, la biodiversità e la cultura della produzione che abbiamo in Italia, di piccoli produttori che vanno valorizzati, perché il cuoco assieme al piccolo produttore poi può creare questi piatti unici, può creare queste preparazioni che poi diventano appunto cultura gastronomica. E come dicevamo prima, la cultura gastronomica italiana è fatta appunto di trapasso e soprattutto di stare assieme, di sapere, nel momento in cui si va a mangiare, si entra in un ristorante, molto spesso non è solo la scelta del ristorante dovuta al fatto che lì si mangia bene, ma perché lì si mangia bene? Lì si mangia bene perché c'è un oste che molto spesso è quello che ti accoglie, che ti fa sentire a casa, no? È quello che ti parla della cucina che ne fa nel suo ristorante. Cioè il primo piatto non è l'antipasto, ma è l'accoglienza che fa il ristoratore quando entri. È l'ambiente che si crea, no? Perché molto spesso se noi quando andiamo a mangiare di fretta per lavoro, no, molto spesso che siamo un po' nervosi o preoccupati per il lavoro, non riusciamo neanche a dare il valore al ristorante o a quello che stiamo mangiando. Si mangia giusto perché è un momento della giornata che va riempito per riempire la pancia. Molto spesso invece quando siamo un po' rilassati, siamo tranquilli, si va al ristorante, allora si nota la parlata dell'oste, appunto, l'attenzione che ha il cameriere, il piatto che è fatto dal cuoco, si sente la passione, si sente la gioia che il cuoco vuole trasmettere, il messaggio che vuole trasmettere, perché molto spesso noi andiamo a fare degli abbinamenti che magari non sono subito intuitivi da un cliente, quando invece il cliente o l'ospite è predisposto a sedersi lì con il cameriere che gli ha raccontato qual è la storia di questo piatto e poi gli abbinamenti che sono stati fatti, la scelta di alcuni prodotti locali o internazionali da portare in tavola. E se poi appunto a questa tavola sono seduti i nostri amici o persone che ci fanno stare bene, il cibo è sicuramente più buono, più sano e si apprezza molto di più. Allora, mi diceva proprio Dalia Sartorato che tempo fa l'ho avuta ospite proprio a Sveglia Veneti, che dal menù a un certo punto avevano tolto la pasta col pomodoro. Perché era banale, diceva, pensavamo fosse banale. Hanno dovuto rimetterla perché c'era una richiesta, specialmente del turista, con la pasta e il pomodoro. È vero, Fabio, che c'è questa tendenza, anche una ricetta semplice, un prodotto, il pomodoro che ha fatto grande l'Italia, perché diciamo la verità. Cioè il turista capisce la semplicità anche della pasta col pomodoro, che è una ricetta poi squisita. Ma penso che non solo il turista, perché il turista poi identifica l'Italia come la pasta, pomodoro e basilico, oppure la pizza margherita, pomodoro e mozzarella. Quindi sono i grandi
i grandi piatti tipici che il turista ricerca, ma penso che soprattutto anche noi stessi, quando molto spesso si va anche in un ristorante, si cerca qualcosa che non si mangia a casa, ma nel momento stesso in cui uno vuole trovare la casa nel ristorante vuole mangiare il piatto classico, quindi le tagliatelle al ragù molto spesso sono un piatto che è molto richiesto nei ristoranti, la pasta agli gnocchi che magari sono un po' più difficili da fare a casa e ci richiedono nel ristorante, perché sono quei piatti che ricordano la tradizione, che piacciono alle persone e dove si sente soprattutto la manualità, la capacità del cuoco di fare i gnocchi piuttosto e per chi appunto si siede al ristorante a mangiare ha l'occasione di mangiare quel piatto che difficilmente magari a casa si riesce a preparare con la stessa tempistica, con le difficoltà poi di realizzare tutte le ricette stesse, e quindi penso che dalla pasta al pomodoro alle classiche lasagne, diciamo quella che è un po' tutta la tradizione della cucina, è una ricerca che sta crescendo sempre di più. Molto spesso nei ristoranti siamo abituati un po' a mangiare la tagliata, il filetto di orata, il filetto di branzino, che sono un po' quei piatti, come si può dire, un po' abitué, no? Che ti danno un po' la garanzia di sapere già quello che mangi e non incorrere magari in piatti che non sono di tuo gusto, eccetera. Però sappiamo appunto che la cultura italiana nasce di stagionalità, quindi dovremo mangiare più che sia quello che offre il periodo, adesso il radicchio, i carciofi, abbiamo il cavolo nero, il cavolo riccio, cioè tutti quei prodotti che sono tipici di questo periodo. È di un gusto unico, perché molto veramente spesso magari mangiamo ancora zucchine, melanzane e peperoni in questo periodo che non è proprio la stagione. Che non è proprio la stagionalità. Pubblicità, vediamo se sblocchiamo il centralino anche. Freddissimo per loro, difficile, non è facile abitare qua. Sono una sessantina di età compresa tra i 20 e i 40 anni, i senza tetto che stanno cercando di sopravvivere alle temperature di questi giorni. Si rifugiano nel parcheggio dal Negro o nel Park della Piani, 60 solo nel comune di Treviso. Giacigli di fortuna, cappucci, giacche e qualche piumino, ma il gelo di questi giorni sta mettendo a dura prova la loro salute. Alcuni sono già malati e con il freddo rischiano la vita. Guarda che adesso loro come vivi qua. Vedi che entravi aria, difficile, non si può stare caldo. È sempre freddo. Amsa, sì. Come fai a lavorare se non hai un posto dove hai un'ospitalità? Stai lavorando in nero? Sì, è molto difficile. Non sei in regola allora? No, sempre no, dipende, qualcuno un mese loro fanno il contratto, qualcuno un mese no. Hamza è in Italia da 7 anni, lavora, ci racconta. Qui pensava di poter avere una vita migliore, ma la realtà è stata diversa, così come per questo giovane di 25 anni. Rimani sempre qui? Sì. Però tira aria, fa freddo. Sì, freddo, adesso cosa fai? Adesso non campo, non casa ce l'hai. Non lo so. Io termine, Val, Non parlano italiano, ci racconta che è caduto da una panchina dove dormiva. Ora sta qui, in questo parcheggio. Sono almeno una quarantina che trovano riparo. Ogni giorno le volontarie passano, portano farmaci, aiuti, coperte. Il grido d'allarme arriva dalle associazioni. Abbiamo chiesto e stiamo chiedendo aiuto anche oggi a tutte le parrocchie di Treviso, perché ci sono a mio avviso tante canoniche che non sono in funzione, che sono vuote, per poter sistemare almeno un po' di persone in questo periodo. Poi io credo, visto che le scuole sono chiuse, potrebbero aprire in emergenza anche delle scuole. Per il momento però in pochi hanno risposto: canoniche chiuse, il posto non c'è ed il freddo avanza. Ci sono persone che sono già ammalate, che si trovano in situazioni appunto sanitarie difficili, che quindi hanno bisogno sia del posto caldo, ma anche, che magari se ne parla meno, un bagno, una doccia, e quindi io credo che adesso insomma abbiamo capito che non ci sono
così tanti posti, e quindi siamo alla ricerca di spazi perché queste persone possano, anche nell'emergenza di qualche giorno, avere un posto caldo dove stare. Le associazioni hanno fatto rete, ma serve di più. Mancano le istituzioni, ci dicono. Serve che qualcuno risponda prima di trovarsi di fronte ad una tragedia. Intanto è partita una raccolta fondi straordinaria per acquistare generi di prima necessità, coperte e materassi. Allora, Don Mauro, io veramente faccio fatica a mettere assieme il pranzo con la cena, nel senso che do anche questa mensa a questa povera gente, però poi più di qualcuno dorme per strada e abbiamo visto anche un principio di assideramento di queste ragazze davanti alla prefettura che è stato portato via con l'ambulanza. E mi domando perché non si aprono tutti questi posti che la Chiesa ha, penso dove dormivano i frati, le suore, sono stanze che hanno anche la possibilità, ex collegi, di essere ripristinati, anche perché penso siano perfettamente agibili per dare spazio. Come mai la Chiesa fa così fatica ad aprire questi posti che abbiamo, che sono chiusi, per mettere queste persone all'interno? E perché qualcuno poi dirà, e penso che forse siamo sullo stesso pensiero, non è facile gestire queste persone, possono essere alcolizzati, drogati, violenti. Perché non farsi aiutare dal mondo del volontariato, quello preparato, quello bravo? Abbiamo educatori, abbiamo professionisti all'interno del mondo del volontariato, non abbiamo solo persone che non sanno veramente gestire le situazioni. Però queste associazioni mi dicono che non vengono chiamate, perché c'è qualcosa che non si deve unire, secondo me. Invece è il momento di unire le forze, specialmente Papa Francesco, anzi ricordo che lunedì andrà in onda questo bellissimo musical proprio scritto da Papa Francesco sulle parole di Papa Francesco, Mercy, misericordia, più chiaro di così, anzi invito tutti, è tutto gratuito, venite al Dina Orsi lunedì 5 dicembre alle ore 18 per far capire l'importanza della misericordia, scusa, 5 gennaio, l'importanza della parola misericordia. Dovrebbe essere la Chiesa che si apre di più, o sbaglio? Ma vi faccio un esempio che provoca in sintesi, no? Quando avevo 20 anni facevo il servizio con malati di mente, fisici, handicap gravi. A un certo punto questi due potevano rischiare di far baruffa. L'operatore, io ho detto ma che cattivo è sto operatore. Dopo l'operatore mi dice queste cose vanno bloccate sul nascere perché sta gente ha una forza e bisogna essere forti. Poi queste due persone con handicap anche mentale grave si sono rasserenate. Arriviamo al dunque. Noi oggi siamo troppo buonisti. Per ospitare questa gente, oggi abbiamo la paura come Chiesa, istituzioni, di dire non siamo capaci di gestirli perché abbiamo avuto appartamenti della Caritas che ce li hanno distrutti. Allora, noi dobbiamo essere severissimi all'inizio. Io ti do da dormire a queste condizioni. Se tu sei ubriaco e hai assunto sostanze, ti prendo e ti ributto sulla strada. E invece noi siamo buonisti, col nostro buonismo ci siamo bruciati e quindi allora, la struttura me la distruggi, poi non vanno più fuori, poi devo chiamare i carabinieri, poi alla fine io come prete avevo anche ripreso dalle altre sfere e mi dicono sta fermo. Perché siamo buonisti, allora tu se sei buono rimproveri e dai delle regole chiare, perché ripeto, non è e poi ci vuole un volontariato anche qualificato, perché ci vogliono anche delle competenze. Però ripeto, però è il punto di partenza e poi noi oggi, avendo troppe parrocchie, abbiamo l'ansia come Chiesa di dire ma poi dopo di te chi gestisce la cosa? Io non sono capace. E quindi poi non siamo neanche più, cioè come Chiesa abbiamo fatto il Giubbileo della Speranza, ma non siamo capaci di sperare. Però Don, è anche vero che visto i numeri che abbiamo, che non sono tantissimi, diciamo la verità, perché bisogna, e io ne ho visto 7 e penso che nella mia città in periferia è impossibile non trovare 7 posti da dormire per queste persone, oppure quello che è arrivato, come diceva questo ragazzo in intervista, senza scarpe, con i piedi nudi, perché non c'è collegamento. Ad esempio un centro Caritas con 20 parrocchie, è impossibile non poter gestire 8 alloggi, con 15 parrocchie, 9 alloggi,
Far cose anche piccole vuol dire una stanza comunitaria, una cucina comunitaria e poi degli alloggi. Però ripeto, dobbiamo tornare, cioè, quello che dicevo prima, all'inizio non essere cattivi, è essere Don Bosco diceva amorevolezza, però fermezza. Cioè ci manca la fermezza, no? E quindi ci salta tutto. Allora Fabio, adesso invece parliamo di cose belle perché è l'ultimo dell'anno. Questa sera ci sarà il panettone, guai se manca il panettone, il pandoro, però poi è già superato questo, noi andiamo all'Epifania, vero? Però cosa hai portato? Hai visto anche qualcosa? Visto che parlavamo appunto prima di essere legati al territorio, avere dei prodotti tipici, perché sappiamo che il panettone viene appunto dal nord Italia, abbiamo il pandoro di Verona, e quindi a Treviso qualche buon panettiere, un gruppo di panettieri si sono messi assieme per creare appunto il dolce di Treviso, no? Che è il dolce appunto che riunisce insieme quello che è non solo il panettone, perché per noi diciamo il panettone è tipico del Natale, ma la fugassa veneta è un po' quello che la tradizione culturale vuole che sia fatta di farina, uova, zucchero, no? A volte i canditi, a volte l'uvetta o quello che c'era un po' della stagionalità, i fichi secchi, ed era un prodotto dolce che si mangiava tutto l'anno, no? Perché poi la fugassa nelle nostre famiglie era il dolce di casa che andava bene in tutte le stagioni, quindi questi panettieri, i nostri amici panettieri hanno fatto questo dolce, guarda te lo faccio anche vedere così poi hanno fatto questa bella confezione che era chiusa con un prodotto artigianale, c'è l'immagine di Treviso ed è proprio una focaccia con il radicchio di Treviso, quindi durante tutto l'anno si può consumare benissimo, è un bellissimo dono poi per i turisti quando vengono a Treviso, non c'è solo il tiramisù ma c'è anche questo sano, sano e poi legato appunto quello che sono il lavoro appunto della campagna, chi produce, sappiamo che produrre il radicchio di Treviso si parte a maggio, giugno, dopo la metitura del grano si comincia a seminare il radicchio e si comincia a mangiare dopo la prima... Cioè il radicchio lo mettiamo dappertutto ormai, anche nei dolci? Beh, mi sembra giusto, anche perché è il fiore di Treviso, no? E quindi come fiore deve essere sempre al centro. Ma come gusto, come noi che siamo abituati, come hai detto tu Fabio, all'uvetta, ai canditi, al pandoro, questo gusto diverso che abbiamo sentito anche che si può fare con il panettone salato come aperitivo, cioè prende oppure noi siamo tradizionali? Penso che già se uno assaggia il radicchio in questo periodo, quando è nel migliore periodo dell'anno, della sua produzione, è molto dolce, ha questa parte anche vicino alla radice che dà proprio il senso di dolcezza, che ricorda più un frutto, no? che un'insalata o una verdura. Di conseguenza immaginiamo questa dolcezza, tutti questi zuccheri all'interno di questa pianta, se poi vengono lavorati appunto per sviluppare quella che è la parte zuccherina del frutto della pianta, possiamo creare delle marmellate che sono eccezionali sia dal punto di vista organolettico che anche dal punto di vista cromatico, perché il colore appunto poi della marmellata di radicchio è quello rosso vivo e il radicchio può essere essiccato come i fichi secchi eccetera, quindi o l'uvetta, e quindi entrare dentro un prodotto lievitato, no? Ma ciò non toglie che magari qualche bizzarro pasticcere o altro si inventi anche proprio molti più dolci con il radicchio, perché la crostata con la marmellata di radicchio è una eccezionale, proprio perché si sente il radicchio mantiene tutta la sua aromaticità e cromaticità e in più poi con la fragranza della pasta frolla è allora Fabio Merluzzo, siamo in chiusura, perciò la ricetta, la prima ricetta del 2026 la diamo in esclusiva. Che ricetta diamo? Adesso è difficile quella ricetta perché siamo a cavallo tra il Natale che il Capodanno e poi arriva il 6 gennaio l'Epifania, come si dice che tutte le feste porta via, e di solito appunto restando un po' nella nostra terra abbiamo la pinza che è il classico, la dolce dell'Epifania, il dolce che si mangia appunto quando c'è il pane e vin, no? Ed è un dolce anche che dalle qualità, avendo la frutta secca, avendo i semi di finocchio, anche dal punto di vista diciamo, dietetico aiuta un po' a smaltire quello che sono i carichi delle feste, tutto quello che abbiamo mangiato durante le feste. È un dolce ha due interpretazioni, perché per la pinza veneta c'è o la versione con il pane raffermo, no? Oppure la versione fatta con la polenta, no? Che è un po' quella un po' più a me piace quella con la polenta delle campagne, perché esatto, nelle campagne il pane vecchio un tempo non c'era, non si faceva a tempo ad avanzare il pane vecchio, no? E quindi si partiva dalla polenta, che è una classica polenta. Allora diamo la ricetta della pinza? Diamo la ricetta della pinza. Ricetta della pinza, carta, penna, scrivete, prego Fabio. Via. Allora abbiamo
facciamo la classica polenta, quindi 1 litro d'acqua e 150 grammi di farina, la polenta, non la polenta istantanea ma la polenta quella classica, quindi a cottura lunga, 40 minuti, un'ora di cottura. Facciamo appunto questa polenta classica, quindi quando l'acqua bolle a pioggia mettiamo la farina di polenta, mettiamo il coperchio e lasciamo cucinare per 40 minuti, un'ora, la togliamo dal fuoco e la versiamo in un recipiente abbastanza capiente, che poi andremo ad aggiungere altri 100 grammi di farina, in questo caso non più di polenta ma farina 00. Se qualcuno magari vuole fare questo dolce anche senza glutine, basta usare una farina appunto senza glutine, e si può andare appunto, già abbiamo la farina di mais, farina senza glutine, quindi 100 grammi di farina, 125 grammi di zucchero, 2 noci di burro, perché questa è una ricetta che non serve poi tanto seguire le dosi, perché la ricetta della nonna, sai che la nonna faceva la ricetta sempre un po' ad occhio, non era con la bilancia a grammi come facciamo adesso, quindi è una ricetta, infatti serve un po' di manualità, perché quando poi l'impasto fatto diciamo con solo la polenta, la farina, aggiungiamo appunto il burro e lo zucchero, lo mescoliamo, deve restare bello compatto e non essere molto appiccicoso alle dita, no? Quindi se c'è bisogno si aggiunge un altro po' di farina 00. A questo punto possiamo aggiungere tutto quello che è la parte diciamo dolce, quindi la frutta secca. C'è chi unisce l'uvetta, chi usa i fichi secchi, chi usa magari le prugne, quindi le noci, lì potete un po', esatto, le noci, pinoli, però magari già con i pinoli diventa più ricco anche dal punto di vista economico. E quindi una parte di frutta secca che in media siamo tra i 150 e 200 grammi di frutta secca, gli aromi, quindi la buccia di arancia, la buccia del limone. Mia nonna usava sempre i semi di finocchio, che erano tipici, c'è chi usa l'anice stellato, un po' di anice, comunque in base poi ai gusti che preferite andate ad aggiungere appunto gli aromi che preferite. L'arancia non può mai mancare, i semi di finocchio non mancano mai, il resto poi lo si fa come si dice, a gusto proprio. Fatto questo impasto che diventa abbastanza compatto, tipo un panetto, viene un po' proprio adagiato su una teglia con carta forno e si dà questa forma classica della pinza, che è una forma rettangolare e con i bordi diciamo va compattata con le mani e non va tanto cucinata quanto si dice più asciugata in forno, no? Okay. Perché viene messa appunto in forno a una temperatura intorno ai 150 gradi, anche qui per un'oretta e mezza, no? Perché proprio deve asciugarsi. Infatti a 150 gradi è una temperatura anche abbastanza bassa, no? Quindi non c'è il tempo di... E fa il tempo appunto sopra a formarsi la parte esterna un po' più croccante, la crosticina sopra, morbida, mentre al centro resterà sempre morbida, perché appunto è un dolce che rimane morbido, che non ha bisogno del calice di prosecco a fianco per mandarlo giù, perché è bello morbido. E questo diciamo è il classico dolce dell'Epifania, vin brûlé a fianco, e si passa tutti assieme a cantare il panelin. Fabio Mariuzzo, non è che però questo dolce ormai sia diventato un dolce tradizionale che lo troviamo tutto l'anno? Ma diciamo che la tradizione vorrebbe appunto che si mangiasse in Epifania, poi giustamente i panifici, chi lavora e tutto quanto, il commercio fa sì che si crei la stagionalità un po' più lunga, perché creare chi lavora appunto nel mercato ha bisogno di vendere i prodotti, no? E fare un dolce che si potrebbe vendere in un solo giorno diventa un po' difficile, un po' come il dolce di San Martino. Se lo vendessimo solo l'11 di novembre sarebbe un po' difficile trovare una motivazione per i produttori, i panifici di fare il dolce di San Martino. È anche un'identità del territorio poi questo dolce, giusto? Esatto, perciò... quindi si comincia a proporre un mese prima e magari anche fino a un mese dopo, anche perché poi chi ama questo tipo di dolce ha piacere a trovarlo durante, non dico tutto l'anno, ma nel periodo invernale sicuramente. Ecco, io l'ho visto ad Asolo invece e sono proprio entrata perché era d'estate, ho visto ma come c'è la pinza d'estate, allora sono entrata a chiedere e giustamente mi ha detto perché c'era la richiesta da parte del turista che arriva di portare a casa anche questo tipico dolce che non si trova sempre, perché giustamente magari era andato nel periodo che c'era, poi è tornato, non l'ha più trovato, perciò in base alla richiesta, prego. Come a Venezia le frittelle veneziane, uno le vuole anche in agosto. Ormai le però forse veneziane. La tradizione sarebbe il periodo, il profumo del periodo del dolce tipico. La tradizione tipico. noi ci porta sempre a pensare al
come si dice, al momento clou, al momento dove ce li siamo sempre immaginati, dove li abbiamo sempre trovato tutto l'anno. Però ogni tanto quella bizzarria, l'idea di trovare appunto ad agosto le frittelle con la crema non è sbagliato, anzi crea un attimo di gioia, di emozione diversa. Bisogna, come si dice, quando si è a tavola o si mangia sono sempre emozioni, no? E quindi le emozioni, rivivere l'emozione della pinza o delle frittelle ad agosto, che non è la loro stagione, però dà sicuramente grandi soddisfazioni al palato e soprattutto al cuore, perché quando si mangia bene si sta bene col cuore e con lo spirito. Allora, con quale augurio lasci questo 2025? Cosa vuoi dire? Come saluti la grande famiglia di Sveglia Venti? Avete bloccato il centralino, grazie, coi telefoni, prego. Penso che, ritornando sul discorso di prima, il riconoscimento del patrimonio immateriale della cucina dell'UNESCO sia il messaggio un po' più chiaro, perché se tutti andiamo a leggere la motivazione di questo riconoscimento, dove si parla di valori, i valori che sono stati inseriti, la tradizione e soprattutto il trapasso di nozione e la condivisione, questi sono un po' il messaggio che c'è all'interno di questo riconoscimento, e il riconoscimento poi parte sicuramente da vediamo anche le foto, per cortesia, di Fabio Mariuzzo, grazie, che abbiamo delle foto anche da far vedere, foto a soccuochi, prego Fabio. E la responsabilità poi di rispetto sulla biodiversità, di conseguenza penso lì abbiamo il meglio che possiamo fare di augurio a tutti quanti. Qui dove siete? Qui siamo a Vicenza, quando è stato fatto il Consiglio nazionale, quindi tutti i rappresentanti delle regioni del Veneto, d'Italia sono venuti in Veneto per fare il Consiglio nazionale. Quindi lì abbiamo tutta l'Italia. Questi sono riconoscimenti che sono stati dati ai nostri soci, quindi il miglior ristoratore, il professore che è stato riconosciuto come dal nostro Consiglio. Qui siamo a Roma per lo stesso riconoscimento dell'insegnante dell'anno, quindi questi sono riconoscimenti che vengono dati ogni 2 anni a chi ha lavorato molto nell'associazione, chi ha valorizzato il territorio. Questi sono i nostri intagliatori, Matteo Padovan che ha intagliato. Ma quanto bravi sono, fanno delle cose splendide. Jesolo, abbiamo fatto appunto questa sfida. Questa è la festa del cuoco di Bologna di quest'anno, che è stata, ogni anno facciamo la festa del cuoco. Abbiamo fatto un patto con la Regione Veneto, quindi la Regione Veneto e l'Unione Cuochi del Veneto, per lavorare assieme alla Regione per essere sempre pronti. Il famoso tiramisù di Treviso, questo siamo durante il tiramisù di Treviso, anche qui le grandi sfide che vengono fatte appunto tra i ragazzi della scuola. Qui siamo in Teatro Santa Caterina, abbiamo fatto appunto questo evento per beneficenza. Adesso c'è una scuola Martini, che farà la cucina all'interno della scuola e l'educazione civica con la cucina. Ecco, perciò cultura. Penso che sia, io l'ho detto tempo fa, vi ricordate, ho detto che appunto c'era un paese scandinavo che aveva già iniziato a fare questo da anni, sarebbe utile anche copiare, infatti l'hanno copiato, perché anche la didattica con la cucina non è per niente male. Sicuramente, diciamo, il momento di cucinare, permettere ai ragazzi di toccare con le mani e conoscere quello che c'è nella pentola, che poi sarà nel loro piatto, quindi già attraverso questo si fa formazione e si fa conoscenza. E magari si inizia a mangiare prodotti, perché l'hai fatto tu che magari non avresti mangiato. Certo. Ecco, io ringrazio veramente, grazie a Fabio Mariuzzo, Asso Cuochi è stato con noi, grazie per questa ricetta, la pinza famosa, grazie, Don Mauro Gazzelli rimane con noi, pubblicità. Grazie a voi. Laudato sii, o mio Signore, per nostra sora morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scampare. Guai a quelli che morranno nel peccato mortale. Beati quelli che si troveranno nella tua volontà, poiché loro la morte non farà alcun male.
ringrazio veramente Don Mauro Gazzelli che mi ha portato il professor Massimo Bazzo, presepista. Adesso spiegherà cosa avete visto che meraviglia. No, la creatività ce la devono lasciare, avete visto cosa hanno fatto, sembrano veri, statue vere. Ringrazio anche il dottor Antonio Foiadelli, già procuratore capo dalla Procura a Treviso. Grazie dottor Foiadelli, sempre veramente di essere presente quando Mirella chiama, ma penso di averle fatto vedere anche delle cose bellissime, ecco, dei presepi, questo percorso che si farà. E saluto anche Elena Ostanel, consigliere regionale, il Veneto che vogliamo. Grazie anche a Elena Ostanel, penso che anche lei abbia gradito di vedere cosa riusciamo a fare nel silenzio assoluto. Io ho detto fate pubblicità perché nessuno sa niente di questa meraviglia che abbiamo. Ecco, lo chiedo proprio al dottor Foiadelli. Dottor Foiadelli, lei sapeva di questo percorso che terminerà a giugno? No, non lo sapevo, confesso di non aver avuto informazioni, però la trovo una cosa straordinariamente interessante e soprattutto bella, che altro posso dire? Forse può dire che è un messaggio positivo finalmente, dottor Foiadelli, dopo tanti messaggi negativi, magari il 2026 che si apre con questi messaggi lo trovo molto belli. Come vede la situazione, dottor Foiadelli, dal suo importante osservatorio di questi giovanissimi che ne pensano una e ne fanno mille di sbagliate, che nessuno vuole fermare, che continua a alzare l'asticella anche con gesti violenti? Io sono dell'idea che non sono così tantissimo, che qualcuno dovrebbe dire basta e fermarli in qualche maniera, forse grazie anche all'arte, alla bellezza, alla cultura, alla creatività e manualità. Prego, dottor Foiadelli. Guardi, come dire, mi piacerebbe poter avere una risposta soddisfacente, ma purtroppo non ce l'ho, come non ce l'ha nessuno, perché la verità in mano non la possiede nessuno. Tuttavia il problema è maturato soprattutto in questi ultimi tempi. Io credo, sulla base naturalmente della mia esperienza passata, che bisogna agire su due fronti. Il primo è certamente quello del recupero di una disciplina. Occorre essere chiari. Mi riferisco qui a quanto aveva detto prima nella trasmissione precedente il sacerdote, che a proposito appunto di queste persone bisognose aveva detto sì, è vero, occorre essere accoglienti e soprattutto fare uso della carità, ma anche bisogna essere chiari, perché la disciplina è un messaggio universale, le regole vanno rispettate e quando non vanno rispettate occorre che ciascuno sappia che va incontro ad una responsabilità. Anche il recupero di questo concetto, di questo valore, la responsabilità. E questo è il primo punto. L'altro è evidentemente a livello educativo, e se vogliamo usare un'altra parola, a livello preventivo, cioè fare in modo che le persone che sono, soprattutto i giovani, diciamo la verità, si rendano conto della necessità, oltre che della positività, di osservare determinati valori, che sono innanzitutto e sostanzialmente il rispetto dell'altro. È un messaggio universale, un messaggio che è un messaggio cristiano, ma è anche e soprattutto un messaggio di carattere civile, istituzionale. Quindi è intollerabile, sono d'accordo con lei, questa deriva della quale siamo tutto sommato, parlo come rappresentanti delle istituzioni, in parte responsabili. Allora diamo la parola a Paola da Padova, si è riaperto il centralino, poi andiamo da Elena Ostanel. Vai Paola. Sì, ciao Mirella e buongiorno a tutti i tuoi ospiti, chi è in ascolto. Allora, un breve excursus che mi adagio più che la rabbia degli anziani, quale faccio parte, è la disperazione degli anziani, perché tanti di noi hanno dato tutto se stessi, non solo i familiari, il lavoro e gli altri, e non riceviamo nulla in cambio, e questo nulla è un nulla che mancando siamo lì sulla soglia. Chiudo questo discorso perché tanto sarebbe troppo lungo. Mi volevo riallacciare agli inizi del tuo filmato a proposito di San Francesco. Se il padre mi può spiegare una cosa, San Francesco è abbastanza o molto amato da tanti, ma perché non lo seguiamo proprio in nulla? Per esempio anche in questi giorni di festa, mi riallaccio anche al discorso del cibo,
che è giusto che tutti o quasi mangino in abbondanza e soprattutto in bontà, mi auguro. Ma perché tutto questo mangiare animali, che vuol dire sofferenza, vuol dire morte, vuol dire sangue? Come si fa a festeggiare la vita con tutta questa morte? Non dico per carità di prendere la strada che ho preso io e tanti altri, ma anche come parroci. Ricordo il Monsignor Canciani, ricordo il professor Nico Valeri, professore prete in Vaticano, professore di storia e filosofia, ma almeno diminuire questa sofferenza. Ecco, e la Chiesa, mi dispiace padre, eccelle in tante cose, ma su questo argomento non è mai stata, non ha mai proseguito la strada di San Francesco, patrono d'Italia, così tanto amato ma così poco seguito. Con questo vi ringrazio, vi auguro un anno e una fine anno e un anno migliore del mio. Buona giornata a tutti. Grazie. Allora, prima di rispondere alla nostra Paola con Don Mauro Gazzelli, voglio salutare Elena Ostaner, consigliere regionale. Questa politica, quello che sentiamo, Ostaner molto lontano dai bisogni dei cittadini, ecco, questo aiuto alle persone fragili, ecco, per loro ci sono sempre pochi soldi, eppure abbiamo una popolazione diversamente giovane con tante patologie, questa sanità che si dice nel Veneto non dobbiamo lamentarci, però qualcuno dice guardate che ci sono anch'io, però che non la vedo così. Ecco, come vede lei la situazione? E grazie Elena Ostanel di essere qui questa mattina, prego. Grazie Mirella, prima di tutto per l'invito e buongiorno agli ospiti e a te. Allora, io partirei da un tema generale. Io penso che le istituzioni abbiano una grande responsabilità a tutti i livelli rispetto al senso di solitudine che hanno le persone anziane, parto dalla telefonata che ho appena ascoltato, ma anche le persone più giovani. Io ho l'impressione, ma sono anche i dati che lo raccontano, che le istituzioni, in particolare quelle non comunali, quindi quella regionale di cui io faccio parte, non sono abbastanza vicine ai cittadini. Non abbiamo negli anni, secondo me, raccontato abbastanza bene, ma anche fatto abbastanza bene, alcuni servizi importanti. Faccio alcuni esempi per essere più precisa. Partiamo dagli anziani. Io penso che la solitudine di tantissime persone anziane oggi, anche che la famiglia ha modificato i suoi modi di funzionare, penso ad esempio a me stessa, sono nata a Motta di Livenza, un piccolo comune della provincia di Treviso, vivo a Padova, è vero non c'è tantissima distanza, ma non sono vicina ai miei genitori che oggi sono anziani. Ecco, la famiglia ha modificato il modo di funzionare, ci sono tantissimi anziani oggi soli e che lanciano un grido di allarme. Allora io penso che l'istituzione regionale avrebbe dovuto, e spero che lo farà e noi ci occuperemo di farlo, di presentare alcune specifiche iniziative che lavorino davvero al sostegno dei servizi, in particolare quelli che fa il terzo settore. Prima parlavamo di Caritas, ma anche tanti altri, che devono essere più supportati nel fare del lavoro di supporto alle persone anziane. Il comune di Padova, dove vivo, durante il Covid aveva fatto un progetto molto interessante che io penso andrebbe sostenuto, ma servono fondi regionali, dove volontari continuamente andavano a supportare le persone sole, anche semplicemente con un saluto, anche semplicemente con un supporto, diciamo, di vicinanza, oppure con dei servizi importanti che possono essere ad esempio quelli di aiutarli nell'accesso ai servizi sanitari. Quante persone oggi faticano ad andare a fare una visita perché non guidano più e hanno bisogno di un supporto di una persona. Allora Elena Ostanel, mi scusi ma devo fare la parentesi. Ma se è successo questo è perché la politica non ci ha unito. Noi siamo iscritti regolarmente in regione, paghiamo per fare i volontari, dobbiamo girare col commercialista, il notaio, il supervisore, il controllore. Non le sembra che abbiate, parlo in generale naturalmente, non mi rivolgo a lei, che abbiate infierito su quello che invece è il volontariato che vi ha tenuto in piedi gli amministratori anche nel periodo del Covid, ha tenuto in piedi questo
aiuto agli ultimi, alla povera gente con le mense, con i banchi alimentari. Noi i banchi alimentari non vi vediamo mai. Oppure la fortuna di essere i primi nella lista, scusa Doma, devo dirlo, noi abbiamo visto anche quest'anno, ecco, le due grandi associazioni, tutto il resto era noia. Sì, esatto. Non lo trovo giusto. La regione, caro Stanel, deve dividere le associazioni. Chi fa cosa e come puoi essere utile a quello che mi serve. Non fare un grande caglierone che continuiamo a cambiare nomi, commissioni e ci ritroviamo in queste condizioni. Nessuno ci chiama, Stanel, per aiutare gli anziani che troviamo morti in casa, ma nessuno ci chiama perché? Perché sono i soliti noti che vanno avanti, l'amico dell'amico, l'associazione che mi dà più visibilità. Questa è la verità. Poi mi risponde, però andiamo da Giulia a Venezia. Vai Giulia. Biella cara, ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e anche i cari ospiti che hai là. Allora Mirella, io volevo dire una cosa, che quando ho visto quelle 7 persone là, quei stranieri, sdraiati, che uno si è sentito anche male, l'hanno portato via, alla notte dico, ma quelli che sono fuori, come stanno? Li penso, Mirella, e dico sempre, speriamo che aprano i treni, le stazioni, tante, farli stare almeno al caldo la notte, che i volontari sicuramente gli portano qualcosa di caldo, ma è una vergogna anche per la regione aver visto quei 7 ospiti là, non trovano un posto per 7 persone. Allora Mirella, dammi un minuto in più perché ti voglio dire questo. Ieri sera mia figlia a mezzanotte mi chiama e dice, mamma, ho il gatto che mi manca da 4 ore, è andato su un albero alto, presumo un pino di là dalla vicina di casa, e non piange, lo chiamano, non viene giù. Allora ho detto, chiama i vigili del fuoco. Guarda Mirella, i vigili del fuoco rischiano la vita, è un corpo speciale che non dice mai di no, sono una cosa impressionante i vigili del fuoco, veramente. Allora ha detto, signora, mia figlia dice, guardi, so che avete cose più importanti da fare, però questo gatto poverino è andato anche sotto una macchina senza un occhio da piccolo, però ha già 10 anni. E ha detto, signora, appena ci liberiamo veniamo. Sono andati, hanno visto che non ce la facevano, sono andati a prendere un altro camion con un'altra scala. Voglio dire, Mirella, si fa di tutto per gli animali, possibile che non si possa fare per gli esseri umani. E sono arrivati, ha detto, signora, è troppo alto, lui quando vede la luce nostra va ancora più su, vediamo domani mattina. Sai cosa hanno fatto? Sono stati fuori fino alle 2, anche di più di notte, ma allora la vicina gli ha detto, ho una scala grande, molto grande, il marito e mia figlia l'ha tenuta ferma, il figlio lo chiamava, vieni giù Leo, vieni giù, l'ha preso e l'ha tirato giù. E allora volevo dire, Mirella, ci vuole, come diceva il grande Papa Francesco quando si entra in qualche posto, permesso, grazie, scusa, abbiamo perso l'umanità. E la signora Paola ha fatto bene a dire che fa poco anche la Chiesa, perché me lo rendo conto anch'io. E allora volevo fare gli auguri di buon anno a tutti. Vi auguro una buona giornata. Mirella, tu hai ragione di tutto quello che dici, non hanno fatto niente per il tuo banco. Ecco, ciao Mirella, ti ringrazio di tutto quello che fai, che hai fatto e che farai. Ti auguro tanto bene Mirella e anno nuovo, un buon anno nuovo a tutti. Ciao Mirella, grazie, ciao.
pazienza Giulia, non danno niente, ma hanno tentato e tentano di segarmi. Però bisogna chi spara bene, perché si sbaglia il colpo è dura dopo. Comunque noi andiamo avanti, perché tanto io ho questa grande famiglia, perciò capisci bene che sì, ci penso, ma fin là, anche se è l'unico banco all'interno di un ente pubblico in Italia, pensate voi, questo lo dice lunga, però purtroppo è così, gli ultimi danno fastidio, i banchi alimentari danno fastidio se non sei proprio nel cerchio magico. Però prima vorrei sentire anche questo prof, il preseparo. Abbiamo visto questi presepi, spieghiamo, perché anche il dottor Fogliadelli diceva non conosco, non sapevo, una cosa bellissima, questa creatività, ma veramente sembrano veri. Prego. Praticamente c'è una realtà che spesso appunto non è conosciuta, ci sono molti gruppi di presepisti che fanno i presepi nelle chiese di tutta la Marca, non solo. Noi siamo collegati un po' con presepisti del Friuli, del Veneto, un po' dappertutto, e questi si dedicano appunto a fare questi presepi nelle chiese che vengono visitati moltissimo dalle persone, e quasi sempre ci siamo orientati verso presepi chiamati popolari, cioè non presepi storici ambientati in Palestina, perché il messaggio che vogliamo dare è che la nascita di Gesù è venuta per tutti, insomma anche per noi. Nel nostro presepio, per esempio, abbiamo tutte le statue vestite da contadini della società, diciamo, metà Novecento, perché è quella società rurale veneta da cui siamo scaturiti tutti, insomma, vediamo da là. La natività è presentata dagli angeli, ci sono 2 angeli che aprono una tenda. Vediamo le foto intanto, se le abbiamo, per cortesia, prego. Forse quella della natività c'è. E praticamente le uniche statue vestite all'orientale sono quelle dei personaggi, diciamo, della natività. E l'idea è questa, no? Gli angeli presentano a noi quello che è successo 2000 anni fa. È quello. Esatto. Ecco, questa qua è questo è San Francesco. A proposito di San Francesco, la messa sulla mangiatoia. Visto che siamo praticamente negli anni in cui si ricordano gli 800 anni, eccetera, lui è in adorazione davanti al bambino. Praticamente i 2 angeli che vedete sono quelli che presentano quando si aprono le porte praticamente del presepio. Ci sono i 2 angeli che presentano le scene. Questa seconda scena è quella dei re magi. In terracotta sono state? Sono fatte di testa, mani e piedi di terracotta, il resto è fatto. Prof, cos'è la creatività? Io sono dell'idea, prof, che se prendiamo questi ragazzi per mano, li andiamo a prendere, che loro non arriveranno mai, inutile mandare gli educatori, loro non arriveranno mai, e li portiamo magari nelle chiese sconsacrate, visto che ne abbiamo, non so cosa facciamo con le chiese sconsacrate, e li facciamo iniziare a fare una certa manualità, è fondamentale. Ecco, un accompagnamento, ecco, poi vorrei sentire anche il già procuratore, il dottor Fogliadelli, ecco, con la creatività invece che con la rabbia, ecco, cercare di capire cosa c'è. Come vedi questi ragazzi? Allora, sostanzialmente io faccio l'esempio personale, praticamente siamo partiti nell'84 come presepio di Vibano, però la nostra esperienza è partita da quando facevamo i chierichetti e il cappellano di allora faceva i presepi in chiesa e noi abbiamo collaborato a fare questo presepio naturalmente, e questo ha stimolato la nostra, diciamo, tanto fanno manualità, si stancano, fanno gruppo. Esatto. Dottor Fogliadelli, cosa dice? Come mai non si riesce a capire che forse dobbiamo cambiare registro? Io non so se gliel'ho raccontata quando questo giudice donna gli ho proposto di fare più sport a questi ragazzi che per fare la messa in prova, mi ha risposto che non si può obbligare un minorenne a fare sport se non vuole. Io sono rimasta delusissima, dottore, ma la legge è questa, non è che sta giudice si è inventata le cose. Ma cosa è successo, dottore? Secondo lei potrebbe essere uno stimolo in più per cercare di recuperare questi bambini, questi ragazzi? Già ne abbiamo pochi, se li perdiamo, prego, dottor Fogliadelli. Guardi, io sono assolutamente d'accordo con la impostazione che lei sta dando a questo tema.
poiché tutto parte da questa meraviglia che è il presepio, certamente sarebbe molto bello, ma non obbligare. Qui non si tratta di obbligare nessuno, si tratta soltanto di fare in modo di interessare delle persone, in questo caso i più giovani, ad un qualche cosa che appartiene alla nostra civiltà, appartiene alla nostra tradizione. Ad onta di quello che si dice di tanti giovani, non è vero che sono così insensibili, la verità è che mancano di stimoli, a volte mancano di qualcuno che li accompagni in questo percorso. Il presepio è una cosa meravigliosa, apro una parentesi, ho sempre fatto il presepio e anche quest'anno a casa mia non manca il presepio. Come curiosità vi dico che ho utilizzato le casette, le palme, eccetera, che avevo con le mie mani costruito quando avevo 15 anni. Quindi vuol dire che questo tema può essere estremamente motivante ed eccitante. Quindi sono d'accordo su questa sensibilizzazione e su questo recupero delle persone per interessarle e soprattutto per dare loro una ragione di vivere in maniera più serena e più costruttiva. Osanai, cosa dice lei come politica? Perché è la politica che deve aiutare anche a fare questi passaggi, non è così semplice. Ci mettiamo la burocrazia, vogliamo mettere la burocrazia, la sicurezza, guai, ecco il coltello, guai usare, dopo girano coi coltelli tranquilli e beati, i genitori lo sanno, poi vediamo quando andiamo in giro per il mondo bambini di 4 anni che hanno i coltelli grandi così, non si fanno un taglietto perché sono abituati. Capisce che c'è qualcosa che non torna, avremo le forze per poter aiutare questi ragazzi e non ce lo lasciano fare perché non riusciamo ad andarli a prendere, questa è la verità. Andiamo nelle scuole ma finita quell'oretta di paternale poi li perdiamo attenti, bravi per carità, ma poi non arrivano al volontariato. Non è che forse la politica anche con voi deve accelerare un po' e veramente far sì che questi ragazzi, specialmente terminata la scuola, quelli sopra le righe parlo, quelli che veramente stanno alzando l'asticella ma si vedono e si vedono già all'asilo, è da là che secondo me dovremmo iniziare a recuperare sti ragazzi. Cosa dice? La politica farà questo? Mirella, prima di tutto servono soldi. Io sono nell'opposizione, come sai, non sono in maggioranza di questa regione e da 5 anni, adesso è il 6º e sono lì, ho sempre detto una cosa chiara: se noi non investiamo con fondi a supporto del terzo settore che fa supporto reale nei quartieri, perché la prima cosa per trovare il disagio è essere prossimi al disagio, essere vicini al disagio. Penso e sono sicura che anche l'ospite confermerà, conoscere il quartiere, conoscere il comune, conoscere uno a uno le figure, le persone, i ragazzi e le famiglie che hanno delle questioni problematiche è la prima chiave. Trovare il disagio presto, come dici tu, non tardi. Per farlo servono servizi e servono fondi. La Regione ha 18 miliardi di bilancio. Se noi quel bilancio non lo dedichiamo giustamente, come io ho sempre proposto, per gli ultimi e cercando invece semplicemente, secondo me, troppe volte in maniera semplice, di pensare che dietro lo slogan Veneto eccellente ci sono in realtà tantissime povertà, come spesso nella tua trasmissione fai vedere, che invece rimangono sole. Allora noi dobbiamo, come istituzioni, prima di tutto riconoscere fino in fondo la marginalità, sapere che c'è. 2, prenderla in carico. 3, per prenderla in carico servono fondi regionali, 18 miliardi di bilancio. I comuni non hanno neanche le lacrime per piangere, non riescono più a fare i servizi che dovrebbero fare, quindi la regione può sostenerli. 2, supporto al terzo settore, e per rispondere anche alla provocazione che facevi prima, che condivido, il tema è che il terzo settore non deve essere una sostituzione. La regione non può dire fatti che te si bravo, va avanti ti. La regione dovrebbe dire ti supporto, non ti metto troppi cavilli. La riforma del terzo settore fatta dallo Stato secondo me è stata sbagliata per tanti punti. Noi dovremmo all'interno della regione ricostruire una legge regionale, perché abbiamo l'autonomia per farla, dove il supporto al terzo settore che fa servizio deve essere sostenuto in maniera maggiore.
Facevo l'esempio di chi porta gli anziani a fare le visite, perché oggi è tutto sulle spalle del volontario e del volontariato, che non riesce neanche a pagare la benzina, lo sapete benissimo. Allora il tema, secondo me, è riuscire a ricostruire una filiera che funziona tra regione che mette i soldi, terzo settore e non solo le grandi organizzazioni, ma un'organizzazione che raggiunge tutti, quindi anche le piccole organizzazioni nei comuni più periferici, dove tra l'altro c'è più bisogno, perché lì neanche c'è l'autobus per arrivare all'ospedale se devi andare a fare una visita, e questo lavoro lo puoi fare con una legge regionale nuova che dia fondi al terzo settore, non solo a bando, però ma in Elena maniera Ostanello anche sa che io parlo, dico quello che penso. Non è vero che non c'erano i soldi del PNRR erano stati destinati al terzo settore, per fare quello che abbiamo detto. Sono stati tutti dirottati, compresa la regione Veneto, comprese le altre regioni, su cose fatte subito, che è il cemento, tutte queste strutture di cemento vuote, perché non riescono a riempirle, perché manca tutto, però al momento sono riusciti ad avere i soldi subito. Allora lei capisce che non è vero che i soldi non ci sono, i soldi arrivano, ma se vengono dirottati da un'altra parte e noi non possiamo farci niente, perché hanno il potere in mano, loro decidono quello che vogliono, ma chi se ne frega degli ultimi? Devo avere il cemento mi darà visibilità, i tagli di nastro col cemento mi daranno visibilità, e noi abbiamo gli anziani, i giovani per strada, i senza tetto, la gente che non muore di fame, ma vediamo Cortina, bisogna andare a Cortina a 50.000 euro, 100.000 euro alla notte. Capisci che io non ci sto a dire che non ci sono i soldi? No, i soldi c'erano, e come c'erano? Sono stati dirottati, Ostanel, per fare delle cose che non servono a nessuno. No, aspetti, perché abbiamo Leone a Tre Basile, che devo dare la parola a Leone. Vai Leone! Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Volevo farti gli auguri prima di tutto, di buon anno nuovo, a te, ai tuoi ospiti, a Rete Veneta e alla famiglia degli Aveneti. Grazie. Allora, si è parlato di San Francesco. Allora, abbiamo una coppia che ha deciso di seguire le orme di San Francesco, sono andati a vivere nel bosco e gli stanno facendo passare di tutto di più. Poi con i soldi non ci sono soldi. Quanti anni sono che abbiamo il Palazzo del Quirinale che ci costa 4 volte quello che costa Buckingham Palace? E così discorsi e discorsi. Poi Laudato Si, il Papa Francesco aveva fatto questa enciclica sull'ambiente. Io continuo a vedere ai funerali, specialmente di giovani, centinaia di palloncini che vanno per aria, e questa è plastica che poi viene giù e va a finire nei fiumi e farà male agli animali del mare, agli uccelli e a tutto il resto. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te caro Leone. Allora, prima di andare da Elena Ostanello che voleva aggiungere qualcosa, vorrei sentire anche il Don. Cosa dice Don? Sì, volevo fare presente quello che diceva. Faccio l'esempio, il centro diurno per anziani, cioè se c'è una rete con una regione, io ho degli ambienti da mettere a disposizione, cioè unire le forze. Abbiamo, a livello nazionale, prima di Natale, abbiamo parlato che non ci saranno più ricambio di badanti, no? Ma allora, io la badante la pago meno, ovviamente, anche qua dobbiamo mettersi d'accordo, ma io porto l'anziano in una canonica chiusa. L'attrezzo per un centro diurno, lì ha un OS, un operatore sociosanitario, gli do degli stimoli, non è un centro ricreativo, un centro diurno, perché che è diverso. Non si sa bene neanche cos'è. Sì. Bene, dopo io mangia di pranza, lo porto a casa alle 4:30, dopo a casa la minestina, quindi il centro diurno socializzano e porto. Quindi se io avessi un aiuto dalla regione, io vi do subito la canonica, ma in questo momento anche per un centro diurno sono da solo a spiegare che cos'è, che non lo sanno neanche i miei parrocchiani, cosa che è il centro diurno. Io penso alla casa di riposo, che non è vero. Le case di riposo hanno liste lunghissime e posto non c'è.
quei soldi, che poi la regione, se fate il centro diurno, risparmiate rispetto a quello che vi costa la casa di riposo, perché uno che ha l'Alzheimer, demenza senile e vascolare, dovete dargli 1.600 euro. Don, scusa, ma perché non aprire anche queste case dove c'è l'anziano da solo, a studenti che non trovano stanze, a persone, non sono mica tutti delinquenti, stupratori, drogati? Io so di universitari che dormono, pagano tanto di affitto e dormono con la camera, con la muffa. Calma, però io so che qualche figlio dice no, casa dei miei genitori, no, nessuno poi va ai ladri e porta via tutto, e magari... Ostanel, a lei la parola, prego. Nel senso che anche qui a Padova i centri diurni che abbiamo visitato, gestiti appunto anche da organizzazioni della Chiesa Cattolica, hanno detto esattamente le sue parole, cioè servirebbe una rete, che era quello che dicevo prima, della regione che supporta luoghi che fanno servizio. Io la penso esattamente così. Ad oggi non è possibile che il terzo settore venga lasciato solo. Terzo settore intendo terzo settore che fa volontariato, ma anche il terzo settore che fa di questo anche un lavoro professionale, nel senso che alcuni sono anche ovviamente retribuiti. Quindi il tema vero è che manca una rete di servizi e io penso che il volontariato venga troppo lasciato solo. Rispetto a quello che dicevi Mirella, mi piacerebbe mandarti tutti gli interventi che abbiamo fatto in Consiglio regionale di questi anni, dove dicevo esattamente: smettiamo di pensare che ci siano delle opere infrastrutturali come quelle fatte a Cortina, sbagliando, penso alla pista da bob, dove avremmo potuto invece investire una serie di fondi importanti su altre partite. Quindi quando dico che non ci sono soldi, intendo che la regione del Veneto, che ha 18 miliardi di bilancio, l'80% sulla sanità, se volete entriamo anche su questo, ma il 20% tra virgolette libero, ha sbagliato a metterli dove noi non rendiamo quei soldi fruttosi. Faccio un altro esempio. Nel momento in cui noi abbiamo fatto la Pedemontana Veneta, un'infrastruttura che per molti sarà importante, noi abbiamo indebitato la regione. Quel contratto che era stato firmato tanti anni fa non andava firmato così, secondo me, perché noi oggi abbiamo un bilancio che ci indebita ogni anno e non ci permette di mettere i soldi dove dovremmo. Quindi il tema è che mancano i fondi perché abbiamo fatto delle scelte sbagliate. In aula, tutte le volte che sono stata lì e non ho fatto assenze, se non una in 5 anni, ho ribadito sempre questa questione. Noi i soldi li abbiamo, ma li stiamo mettendo nel posto sbagliato e quindi non li mettiamo nel posto giusto. Mi sembra che anche il nuovo presidente abbia trovato un tesoretto che ha cambiato d'uso, che è andato alla sanità. Mi sembra che abbia trovato un tesoretto che non era stato speso per la comunicazione, era stato messo da parte. Penso a tutti quelli che hanno bussato e dicevano non c'erano soldi, poi c'è il tesoretto che non è stato usato. Quella trasparenza anche qua dovrebbe essere di rigore, a mio avviso, visto che sono anche soldi pubblici, ma io questa trasparenza non la vedo, Ostanel, purtroppo. Spero di vederla nel 2026. Io sono speranzosa, anche se sono sempre pessimista, questa volta sono speranzosa e penso che l'opposizione deve fare una cosa importante, Ostanel. Non deve litigare, deve creare assieme, parlarsi, discutere anche animatamente, ma fare il bene della comunità, e ce lo si può fare solo mettendosi d'accordo e mettendosi assieme. Paolo da Conegliano, poi andiamo dal dottor Foiadelli. Vai Paolo. Sì, buongiorno Mirella. Volevo dire, oltre a farvi i complimenti, volevo dire all'assessore regionale come fa una persona, che io ho una malattia rara, come fa una persona ad andare in un centro diurno a 50 euro al giorno, che sono 1.500 euro al mese, con una pensione di 850 euro. Grazie e complimenti per tutto. Grazie a te caro Paolo, vedrai, io sono speranzosa del 2026, io sono molto speranzosa perché sto cercando di muovere il mondo del volontariato, non deve dividersi il mondo del volontariato, deve fare squadra e bussare, ma bussare forte a queste porte che dovranno aprirsi. Dottor Foiadelli, ecco, l'importanza anche della legge, anche nella burocrazia, ecco, però poi vediamo che quando si vuole si supera la burocrazia, la legge
viene vista in qualche modo a soggetto. Lei cosa dice? Com'è la situazione? Adesso ci sarà questa sì o no per le carriere, naturalmente non sappiamo neanche cosa andremo a votare, lo sanno neanche i giudici, litigano tra di loro e vogliono il nostro voto. Ma cosa facciamo? Io non ho capito niente, guardi, glielo giuro, e se ho avuto io non ho ancora capito perché devo votare sì, perché devo votare no, se non devo votare non so. Dottor Fojadelli, lei che invece capisce di cosa si tratta, che referendum si farà? Prego. Capisco che da queste cose uno esce francamente frastornato, però io vorrei tornare un attimo a quanto è stato fino a qui detto, per dire una cosa e fare questa premessa. Io ho sentito delle cose non solo interessantissime, ma soprattutto ragionevoli e di buon senso, per quanto riguarda l'impegno politico da un lato, non scendo nei particolari e nel merito naturalmente, e per quanto riguarda l'impegno della Chiesa Cattolica, per quanto riguarda l'impegno del volontariato, di cui anch'io faccio parte, essendo appartenente all'Ordine di Malta. Ebbene, proprio sulla scorta di quanto è stato detto dal sacerdote, dal consigliera regionale, faccio una domanda molto semplice, che è anche una proposta. Noi abbiamo delle energie importantissime che però non sono sfruttate e soprattutto non sono sufficientemente coordinate in maniera tale da fare, come si dice, squadra, e quindi rendere più efficiente non solo il sistema pubblico, ma anche l'alleanza tra il sistema pubblico e il sistema privato del volontariato. Chiedo allora alla signora consigliere regionale perché la Regione non si fa promotrice di un tavolo di confronto intorno al quale siedano tutti i rappresentanti, la Chiesa Cattolica che sta avendo un ruolo come ha sempre avuto importantissimo, i rappresentanti del volontariato e i rappresentanti politici, in maniera da dirsi che cosa possiamo fare per potenziare l'impegno e le energie di ciascuno e per raggiungere risultati che sono possibili, più efficaci e soprattutto per dare. È stato sottolineato che qui il grande problema sono le fasce deboli, gli anziani e soprattutto quello spettro che spaventa tutti, che è la solitudine. Anche soltanto, è già stato detto, il fatto di una visita, il fatto di un accompagnamento da qualche parte o un luogo sanitario eccetera, può essere veramente un contributo importantissimo per la qualità della vita. E va bene, però non mi ha risposto sulla separazione delle carriere, non voglio che lei ci dica sì o no, ma cosa ne pensa di referendum dove veramente l'opinione pubblica, parlo anche il Banco Solidale, anche ieri, nessuno capisce niente, il dottor Fojadelli dice ma Mirella tu mi spieghi? No, guarda che non ho capito niente anch'io, perciò non posso spiegarti. Ma perché ci danno, invece di farci fare il referendum sul fine vita, che sapremo cosa dire, ci mettono prima le trivelle, adesso la separazione delle carriere, ma ci stanno prendendo in giro, dottor Fojadelli, cosa ne pensa? Allora, guardi, se io tentassi, anche solo tentassi, di dare una spiegazione, un chiarimento su questo punto, occorrerebbe, non dico una, ma 2 trasmissioni dedicate a questo punto. La verità è che un problema di carattere, chiamiamolo così, essenzialmente tecnico, che riguarda il funzionamento non tanto della giustizia quanto dell'ordinamento giudiziario, è diventato un problema di carattere politico, cioè soprattutto un problema di carattere politico e in più divisivo. Quindi la verità è che il cittadino non andrà a fare una scelta su una cosa che onestamente non conosce e non può conoscere, ma andrà semplicemente a esprimere un voto a pro o contro un determinato schieramento o verso un altro. Quindi il problema è molto complesso, è stato dal mio punto di vista impostato malissimo e molti rimproveri mi sento di fare quelli che un tempo erano miei colleghi, io non sono più in servizio, perché abbiamo delle responsabilità. Dal punto di vista politico la responsabilità è quella di non avere reso chiaro di che cosa stiamo parlando. Sì. La ringrazio veramente, dottor Fojadelli. Intanto che parlava vedevo i miei ospiti che annuivano, che condividevano le sue parole, perciò vuol dire che se uno parla chiaro riusciamo anche a capire, questa è la verità, non siamo proprio stupidi come qualcuno pensa. Allora abbiamo Angelo da Fonte, poi andiamo da Elena Ostanel. Vai Angelo.
Angelo? Pronto? Sono emozionato. Volevo... Allora... Madonna. Sì, sono qua. Io voglio che venga messo un microchip, controllo satellitare, prima tutti gli stranieri, dopo quelli che violentano e che per pagare le tasse. Tranquillo Angelo, tranquillo, tranquillo, ti stiamo ascoltando. Angelo? Angelo, facciamo una cosa, guarda, lascia il tuo numero di telefono perché ho capito che oltre emozionato hai anche bisogno di un supporto. È quello che capita tutte le mattine, Ostanello, dico anche a Don. Ecco, io per fortuna che arrivano queste telefonate, poi intercetto e cerco di capire cosa sta succedendo e se posso come aiutare queste persone se hanno bisogno di qualcosa. Ecco, questo è quello che succede tutti i giorni quando ho terminato la puntata, i messaggi che mi arrivano a tutte le ore della notte, del giorno, che il mio numero ce l'hanno tutti, è così delle volte dico mamma mia cosa ho fatto quella volta Don, perché veramente è una roba grande, perché io sento che c'è un bisogno assoluto. Avevo sentito Stanel, questa persona, ed è tutte le mattine, quasi tutte le mattine così, tutti i giorni. Prego Stanel. Angelo, lascia il tuo numero che poi ti richiamo, sai, oggi pomeriggio. Sì, è così e la solitudine arriva ovunque, nel senso che anche nel telefono del Consiglio regionale, dell'ufficio, arrivano continue telefonate di persone sole e ne parlavo proprio all'inizio, Mirella, questa, ma lo sai benissimo perché te ne occupi da sempre, è uno dei grandi temi che abbiamo di fronte. Quindi sì, il tema c'è e per riprendere anche l'intervento di chi mi ha preceduto, la proposta che lei ha fatto di un tavolo regionale dove, ad esempio sui temi delle povertà e delle marginalità, possano sedere tutte le parti, è esattamente la proposta che abbiamo fatto la scorsa legislatura e che continueremo a portare avanti. Secondo me, e lo ridico, serve una legge specifica sulla povertà. Perché? Perché oggi sta aumentando e le cucine popolari di Padova, come sapete sicuramente gli ospiti seduti vicino a Mirella, oggi hanno la richiesta di pasti in aumento, soprattutto da persone italiane, soprattutto da uomini giovani che perdono il lavoro o che perdono la famiglia. Abbiamo bisogno di un supporto specifico, di una legge dedicata alle povertà. Questa questione la si fa mettendo ad un tavolo i soggetti che oggi si occupano di povertà e di marginalità, che sono i soggetti che sono più vicini. Quindi le istituzioni regionali devono fare questo lavoro a supporto, lo ridico perché sono d'accordo con quello che è stato detto prima. Anche chi poi invece interveniva da casa per rispondere sul tema delle rette. Questa è una battaglia sempre con interventi puntuali che abbiamo fatto in questi anni. Le RSA in Veneto costano tanto perché noi dobbiamo aumentare i fondi che diamo alle impegnative. Prima dicevo che il bilancio della regione è all'80% dedicato alla sanità. Io non voglio vivere in una regione dove per andare ad esempio in una RSA si pagano 3.000 euro al mese. Nessuno se lo potrà permettere, in particolare in futuro con le pensioni che stanno diminuendo. Penso alle pensioni minime che tantissimi Eppure, anziani... scusa Stanella, apro la parentesi perché il tempo è tiranno, devo correre. Stanno creando delle cordate anche per le nuove RSA. È quello che mi preoccupa. Noi sentiamo cordate per gli appartamenti di lusso, cordate per le RSA 5.000, magari 6.000 euro, non solo 3.000, ma non riusciamo a trovare le cordate per i poveri. E poi chiudo. Se la sanità diventa un lusso e diventa privata, è ovvio che ci sono soggetti privati che lucrano su un bene che deve rimanere pubblico, la sanità.
Sì, però Stanel, questo è quello che noi stiamo vedendo, che si va avanti in questa strada. Che sono in opposizione, Mirella, Lo e non so, in maggioranza. Stanel, ma non è questione di opposizione. Io ho lei questa mattina, ma anche non ho la maggioranza e le dico, cioè, queste cose le diciamo a chi ho ospite, indipendente da maggioranza o opposizione. Il problema è che non andiamo avanti con i poveri, con quelli che non ce la fanno. Non andiamo avanti e bisogna andare avanti, perché avete visto a Milano, lei dice le piccole, a Milano abbiamo visto delle file di poveri, ma poveri, gente che lavora, non poveri. Non è per tirare con il nostro mulino, ma io facevo l'esempio un centro diurno, ma un esempio del genere in una struttura della parrocchia tra la gente che va retribuita perché è professionale e il volontariato costa metà che allo Stato. È per quello che noi possiamo mettersi in gioco, quindi basterebbe una minima collaborazione. Cioè non è che lo diciamo a Elena Stanel che sta facendo di tutto e di più, giustamente, noi non facciamo nulla, ma non viene ascoltata. Però anch'io devo essere in rete, non posso farla da sola, però a noi costa meno. Sono d'accordo. Perché ho il volontariato, conosco della gente generosa che mi aiuterebbe. Io ad esempio avrei una persona che mi vorrebbe donare per realizzare 4 alloggi, però tutta una serie di burocrazia, di gente contro, però i fondi ci sono. Sì, però vede, la Regione deve fare anche una cosa, quello chiedo anche al dottor Fogliadelli, la chiarezza, la trasparenza e la legalità. Questo dico. Ecco, cioè dobbiamo capire, io sono entrata a Ostanelli in una riunione regionale dove a un certo momento eravamo anche, penso saremmo stati una trentina di associazioni, a un certo punto tutti chiedevano soldi, no, calma. Io mi sono alzato e ho detto scusate, forse ho sbagliato stanza. Siamo in una situazione di cooperative o siamo in una situazione di associazioni di volontariato? Perché mi sembra che siamo proprio fuori tema, perché tutti chiedete soldi, allora diventate cooperative, fate meno fare il volontariato. Ecco, dottor Fogliadelli, ecco, la legge non potrebbe essere anche più chiara su chi è il vero volontario, chi è la cooperativa, chi ci lucra, chi non ci lucra, dove vanno fatti i controlli, dove non devono essere fatti perché è tutto chiaro. Dove raggiungono l'obiettivo, no? Prego, dottor Fogliadelli. Faccio soltanto 2 osservazioni. In primo luogo, ricollegandomi a quanto è stato appena detto dalla consigliera regionale, di cui apprezzo l'impegno e condivido anche i punti di vista, che secondo me l'impianto normativo a livello nazionale è più che sufficiente per consentire alla Regione, nell'ambito della propria autonomia normativa, di fare anche sul piano proprio normativo quanto necessario per fare un po' di chiarezza e creare i presupposti per quella che continuiamo a chiamarla alleanza tra le forze presenti sul nostro territorio in favore appunto dei bisognosi, dei poveri, degli anziani, eccetera. Per quanto riguarda il volontariato c'è purtroppo, ho constatato, c'è un ostacolo che è di carattere sostanzialmente burocratico ma anche di carattere culturale. Si è creata una certa paura della responsabilità. Come dire, facciamo un caso, io accompagno nel mio servizio, nel mio esercizio di volontariato, un anziano a passeggio, succede qualcosa che inciampa, che cos'è che succede? Che c'è la paura della responsabilità per tanti motivi. Quindi anche qui occorrerebbe chiarire un po' le cose e soprattutto non trascurare di, come dire, di creare appunto una rete, sempre a livello tra istituzioni e volontariato, che può essere produttiva, che può essere fedele. Insomma, il sacerdote che ha appena parlato ha detto delle cose più che sensate. Quello che propone allo Stato viene a costare molto meno perché la disponibilità dei privati, anche di coloro che sono disposti a fare delle donazioni eccetera, non manca. Questa è la verità, è che queste cose vanno incanalate dentro delle strade, dei binari che diano sicurezza e anche garanzia. Molto chiaro. Allora andiamo a vedere anche questa locandina Mercy, questo musical veramente autorizzato da Papa Francesco, sul testo di Papa Francesco,
che presenteremo lunedì 5 gennaio 2026 al Teatro Dina Orsi di Conegliano alle ore 18, perché vogliamo partire con un messaggio di speranza, con un messaggio di misericordia. È tutto gratuito, uno spettacolo gratuito dedicato al mondo del volontariato, quello serio, quello che non invita mai nessuno, che non premia mai nessuno. Grazie a questi sponsor che abbiamo trovato siamo riusciti a fare questo bellissimo spettacolo. Ci sarà anche lo scrittore che assieme a Papa Francesco, ecco, il dottor Tornielli, ha scritto questo libretto sulla misericordia, sulla speranza, perciò vi invito tutti. Spero vi siano arrivate anche a lei, dottor Foiadelli, questo invito. Ci terrei tanto che ci fosse, perché saranno i ragazzi che parleranno di pace, di speranza, di misericordia. Perciò veramente è una qualcosa di molto importante, visto che poi il 7 gennaio si chiuderà questa Porta Santa a San Pietro, Don Gazelli, e penso che tutti quanti dobbiamo essere presenti per dare questa voce. Papa Francesco ha detto a questi ragazzi: continuate a portare avanti il mio messaggio, questo messaggio di pace. Troverete tanti ostacoli, tanti paletti, cercate di superarli e continuate così. Penso che sia un messaggio. Don, cosa dice? Beh, è l'immagine del presepio prima, San Francesco d'Assisi, sdraiato per terra, che guarda con gli occhi la mangiatoia. La sua gioia era celebrare la messa proprio lì sulla mangiatoia. Cosa vuol dire? Che Gesù si umilia. Noi non dobbiamo mettersi in testa una cosa: non è un successo aiutare i poveri, ti umilieranno qualcuno, ma poi sarai ricompensato nel rendere gioia a queste persone, e dobbiamo lasciarci umiliare, se no non facciamo niente. Marina da Padova, vai Marina. Auguri Marino. A lei, a tutta la sua equipe, a tutti i suoi ospiti, vi auguro tutto bene del mondo. Grazie, ciao Marini, adesso ho capito chi sei, non Marina, Marini sei. Ciao Marini caro. Sì, volevo solo una piccola osservazione, faccio auguri a tutti i suoi ospiti. Dottor Antonio Foiadelli diceva: è giusto avere ognuno la sua responsabilità per quella che dice e per quella che face, ma non solo i giovani, anche i maturi, anche le persone che decidono la sorte degli altri, che fanno le cose che sono peggio di quello che fanno i giovani, come un esempio il decreto ufficiale di salvabanche dato di domenica 2017, domenica 25 giugno. È meglio che rispondono tutti per quello che fanno, anche quelli che hanno firmato il decreto. Gli auguro a tutte le persone per bene, le auguro tutto bene del mondo, e l'altro tutto quello che si merita. Auguri a tutti. Grazie Marini. Come ha sentito dottor Foiadelli, è il famoso Marini, quello che si è rincatenato perché appunto con Veneto Banca ne ha passato di tutti i colori. Poveretto, fra poco va a finire anche in prigione, ecco, perché voleva consegnare questa lettera al Presidente della Repubblica, non c'è riuscito, l'hanno visto come un terrorista. Ecco, come ci saluta dottor Foiadelli, con quale augurio? Prego. Guardi, il mio augurio, ma anche che viene dal cuore, che non è solo una speranza, è anche una, lasciatemi dire, una ragionevole certezza che è di carattere ottimistico. A volte penso, io che sono molto vecchio, che in questo benedetto paese abbiamo superato tali e tante difficoltà che a volte fa paura solo a ricordarle. Ce l'abbiamo sempre fatta. Il bello è che ci sono forze generose capaci di dare un contributo importante. L'impegno va ancora di più accentuato. Ripeto ancora una volta quello che ho già detto, che bisogna unire le forze per raggiungere risultati apprezzabili. Quindi l'augurio a tutti, veramente di cuore, è quello di continuare sulla strada che hanno intrapreso, e i risultati non mancheranno. Auguri a tutti. Grazie veramente, grazie. Ringraziamo veramente il dottor Antonio Foiadelli, già procuratore
capo della Procura di Treviso, ma soprattutto questi messaggi anche di persone preparate che sanno di cosa parlano, di quello che dicono. Ecco, questo fai da te invece di tanta politica, che forse dovremmo avere un curriculum prima di candidarsi, forse sarebbe giusto avere anche un curriculum di quello che ha fatto, perché veramente non ne possiamo più. Noi siamo brava gente, ci comportiamo anche bene e non meritiamo tutto questo. Eravamo la quarta potenza del mondo, guardate dove siamo finiti. Di sicuro non sarà mica colpa nostra, perché adesso dicono che è colpa nostra, che abbiamo speso troppo, ci siamo divertiti troppo. Sì, perfetto. Allora Elena Ostanel, come ci saluta? Spero di vederla anche lei al Mersi, questo spettacolo bellissimo, se è a casa, perché merita, veramente, è un messaggio fantastico. Prego. Grazie Mirella, io vi saluterei con un augurio di un 2026 con meno odio in generale, perché io penso che ci sia sia a livello internazionale, lo vediamo con le guerre in corso, ma anche nelle relazioni interpersonali, molta rabbia nelle persone, e vorrei anche che in politica ci fosse da un lato più chiarezza nelle posizioni, perché è importante dire le cose come stanno e la verità con trasparenza, ma meno odio per gli avversari, perché come si diceva è importante costruire. Io vorrei che ci fosse una vicinanza maggiore, e sta tanto nella nostra responsabilità, tra le persone e la politica, perché la politica purtroppo è molto importante. Io non mi sento un politico perché, come sai Mirella, sono ancora docente all'università e mi piace continuare a insegnare ai miei studenti perché mi lasciano una finestra nel mondo vera, no? Reale. La cosa però importante è che chi fa politica ha un ruolo importante, deve svolgerlo nel pieno delle sue funzioni e anche nel pieno della sua responsabilità, perché può cambiare la vita delle persone. Io vorrei quindi un 2026 con meno odio e una politica che fa meglio il suo lavoro. Grazie veramente, grazie anche a Elena Ostanel, consigliere regionale, nonché anche prof, abbiamo sentito, molto importante perché vuol dire stare vicino ai giovani, il Veneto che vogliamo. Grazie, grazie, andiamo in pubblicità. Saluto e ringrazio Vanna Boscato, responsabile area esterna alla Prima Pietra, è collegata con noi dalla Sicilia. Su che posto sei, Vanna? Dove sei di bello e che tempo fa? Qua inizia a fare freddo, inizia. Prego Vanna. Ciao cara Mirella, buona giornata a tutti. Io mi trovo nella parte di Siracusa, esattamente ad Avola, molto vicina a Noto. Il tempo oggi è ballerino, non è bello neanche qua e fa un po' frescolino, però non il freddo del nord ovviamente. Allora Vanna, spiegaci un po' com'è la situazione. Sabato ho avuto il dottor Foiadelli, il dottor Quagliotto, del carcere di Treviso, dove ha detto che la situazione è veramente grave. Andiamo a sentire questo punto, poi me lo commenti. Andiamo a sentire. Punto direttore carcere. Di 134 unità a fronte di una presenza effettiva che si attesta intorno alle 230 persone, quindi con una percentuale di sovraffollamento molto alta. È una fotografia puntuale e aggiornata quella che il direttore Alberto Quagliotto nella massima trasparenza scatta al carcere di Santabona, dove il sovraffollamento resta la criticità più evidente. Da questo punto di vista sia il Dipartimento centrale a Roma sia il Provveditorato regionale di Padova cercano di darci una mano, nel senso di ridistribuire con opportuni provvedimenti di sfollamento queste presenze. Altrove in alcune carceri del nord-est va pure peggio, ma la strada sembra tracciata. Con la scelta di costruire altri istituti o di ampliare quelli che sono già esistenti. E questo è inevitabile perché comunque c'è un dato anche percentualistico: a fronte di una popolazione X i posti detentivi devono essere Y. Noi soffriamo
di un ritardo storico nella costruzione di nuovi istituti, a cui sta dando una risposta ultimamente il governo con un nuovo piano carceri. So che adesso è partita l'impresa di San Vito al Tagliamento, un carcere che conterrà credo sulle 600 persone, nuovo, moderno, e quindi questa è una risposta sul territorio alle esigenze penitenziarie. E c'è un'altra partita, quella collegata al carcere minorile. L'8 gennaio, la data è confermata, apre il nuovo istituto di Rovigo. Qui nel corso del 2026 saranno trasferiti anche i detenuti ora a Treviso, ma sarà un passaggio graduale. Più in generale, nonostante tutto, dice Quagliotto, l'istituto trevigiano continua ad assolvere al suo ruolo rieducativo, in aumento i regimi di semilibertà e le iniziative di formazione. Parlo di vita e non di reati, perché le persone che entrano in carcere non sono il loro reato. Sono delle persone che hanno avuto dei percorsi di vita per la maggior parte difficili. Il reato non è sempre stata una scelta, il reato è stato il prodotto di difficoltà umane, di difficoltà familiari, di difficoltà sociali, e su questo noi dobbiamo andare a operare. Allora, Vanna, come commenti queste parole che hai sentito? Io non avevo mai sentito di questo nuovo carcere che abbiamo sentito adesso, avevo sentito solo quello di Rovigo. Tu sapevi di questo? Prego, Vanna. No, è una sorpresa anche per me, parlo anche a nome della mia associazione, questo non lo sapevamo. Ebbene, se c'è in arrivo un nuovo carcere che ha una funzionalità diversa, che ha insomma, come programma, come progettazione la rieducazione e il recupero, ben venga, perché noi entriamo ormai da quasi 3 anni dentro l'istituto per maggiorenni di Treviso e insomma la situazione non è buona né per il detenuto che deve essere rieducato, perché data via la voce, Vanna. Pronto? Non sentiamo più Vanna? No, ha toccato qualcosa Vanna che non va il microfono. Allora andiamo a vedere Mauro Gazzelli, video messaggio di Natale di Don Mauro, e poi andiamo ancora da Vanna. Per quei sogni che non portano a niente, per chi non capisce questa gioia di sentirti sempre. Santo Natale 2025, che gioia il Natale! Viviamo l'amore e la pace che Gesù porta nei nostri cuori. Il popolo nelle tenebre vide una grande luce, dice la scrittura. Però attenzione, non seguiamo il sentimentalismo. Che bello il bambino, che bello Gesù è nato. No, viviamo il vero sentimento. Il sentimentalismo cancelliamo dal negativo. Cos'è il sentimento? La mangiatoia. Dio è grande e si umilia. So piangere di fronte alla mangiatoia. Dio che si umilia. Sentimento vuol dire sentire. Cosa vuol dire che Gesù nasce? Dio si fa uomo. So piangere. Cosa sento? Da quanto tempo è che non piango di fronte a un bambino che nasce, a un vecchio che muore, a una persona che soffre, malattia terminale, eccetera. Allora viviamo il vero sentimento del Natale. Sento che Dio mi ama, io che risposta do. Questo lo auguriamo a tutto il mondo. Di pace, di serenità, sentire dentro di noi il desiderio di chi soffre la guerra. Cosa sento dentro? Allora sì, allora il sentimento del Natale continuerà anche dopo il 6 gennaio. Non toglietevi dalla testa il giorno magico del Natale, smettetela. Dopo il 6 gennaio bisogna continuare a vivere il vero sentire del Natale. È la pace da vivere fino alla risurrezione di Gesù, fino alla Pentecoste. Auguri di un santo Natale che vive in tutto il mondo e continuerà anche dopo il 6 gennaio. Auguri. Per quei fratelli che non hanno niente. Bello questo finale, continuerà a gennaio, ecco, mi piace, il Natale l'abbiamo già passato, ormai siamo già a gennaio. So che è tornata anche Vanna Boscatto, prego Vanna.
Sì, chiedo scusa, sono stata interrotta da una telefonata. Allora, stavo dicendo che il dottor Quagliotto ha toccato un tasto molto importante come l'appartenenza di una persona, cioè ogni detenuto che io incontro non è il suo reato, ma è la possibilità di cambiare. Noi entriamo appunto da 2 anni e mezzo al carcere degli adulti con diverse possibilità, tra cui il nuovo reparto, che è una sezione molto delicata, non è numerosa, ma contiene purtroppo persone che hanno dei problemi importanti, impegnativi. Noi che cosa facciamo? Stiamo lì con loro e giochiamo per svegliare la loro mente, giochiamo per far sì che la loro giornata non sia una giornata nell'attesa di buttare via la vita. È un reparto molto molto delicato e molto impegnativo. E qui credo ci si deve lavorare tutti, non solo gli addetti al lavoro che stanno facendo fatica. Io parlo della polizia penitenziaria che in questo momento io la vedo sofferente. Mi è piaciuto molto il secondo video, no al sentimentalismo, è vero, cioè, noi non dobbiamo porci con queste persone con la pietà, ma con la pietas, che è tutta un'altra cosa. Andare a guardare nel fondo dell'anima e, come diceva il dottor Quagliotto, alle volte ci sono vite spezzate fin dalle origini. Molto chiaro, ti ringrazio Vanna, spero che tu mandi una rappresentanza a Mersi, a questo musical che faremo il 5 di gennaio, ci devi essere come prima pietra perché ci sono tutte le fragilità, è tutto gratuito, è stato fatto per loro per premiare questo mondo del volontariato che forse viene premiato poco e molti si dimenticano invece che è sempre in prima linea, perciò ti prego, anche se sei in Sicilia, di riuscire a mandare una tua importante rappresentanza come istituzione, perché tu sei un'istituzione. Allora, io ho visto qua Don Mauro, qua ha portato il ben di Dio, allora cominciamo, guardate cosa ha portato. Questo cos'è Don Mauro? Realizzato a mano. Dalla nostra libreria del seminario, Vittorio Guardate Veneto. Che bello. Elda, signora Elda, ha fatto proprio pezzi che ringraziamo, unici. allora salutiamo. Poi qui cosa abbiamo? Qui la signora Maria, di una delle mie 3 parrocchie, ha fatto questo pensiero. Guardate che bello anche questo. Un'idea così. Ringrazio Maria. E poi non poteva mancare cosa? L'albero di Natale, guardate. Gli auguri di Natale della comunità Sollievo. Che bello. Lo leggiamo? Sì. Dai, lo leggiamo, no, perché merita veramente. La comunità Sollievo che viene ospitata dall'Avis di Abibano. Spieghiamo bene. Sotto bodega. Guardate che bello. Vediamo se si vede, lo inquadriamo bene perché merita. Tutto fatto a mano, come una volta. Allora, legga lei, Don Mauro. No, vai Mirella. Sono tutti anziani. Allora, intanto ringrazio e saluto. L'albero dei bambini ha i rami d'oro perché assomiglia a un grande tesoro. Ogni lucina arriverà su in cima, un po' come i bimbi, chi dopo, chi prima. L'albero dei bambini viaggia nel mondo, porta a tutti un messaggio profondo. In ogni cosa mettici la terra, ha bisogno solo di amore. Buon Natale, Associazione Margherita. Grazie, bellissimo. Guardate che bello con questo albero. Guardate che bello, cosa riesco. Ecco la creatività, prof. Cos'è? Questa è proprio creatività e soprattutto questa statua che vediamo. No, inquadratela perché guardate. Anche qui è il volontariato del nostro oratorio. Solo volontariato. Prego, prof, cosa vediamo qui? Allora, qui è un esempio di statue che dal 2000 praticamente ci fa un nostro amico presepista. La alzi, prof, perché si vede poco, se no, perché è proprio bella da vedere. La tengo io, forse così andate meglio. Si fa più alta. Praticamente questo è, cioè noi nel nostro presepio abbiamo avuto la fortuna di trovare un artista che ci produce delle statue somiglianti a persone realmente esistite nel nostro paese, per coinvolgere sempre di più i visitatori nel vedere il presepio. Il nostro presepio vuole sempre mandare un messaggio, ci sono tanti messaggi a seconda degli anni, a seconda dei... E praticamente fin dall'inizio, quando abbiamo
deciso di fare presepi popolari ambientati nelle nostre zone, non trovavamo praticamente statue sul mercato perché erano tutte vestite all'orientale, e allora abbiamo cominciato a farci le statue noi, e una signora anziana di più di 80 anni ci faceva, che era appassionata sarta, ci faceva i vestiti. Dal 2000 abbiamo trovato Mauro Marcato, si chiama questo presepista, perché anche lui è un presepista, che adesso è conosciuto un po' non solo in Italia ma anche all'estero, e di solito ci fa appunto delle statue somiglianti a persone realmente esistite. Noi vogliamo, praticamente nel nostro presepio vediamo le classici artigiani, contadini e cose del genere, e le persone conosciute, tipo il calzolaio, non so, il medico di condotta di una volta, perché adesso lo chiamano medico di famiglia, e anche là buttiamo là anche dei messaggi un po' provocatori. Per esempio la scena del medico di famiglia che di notte va a visitare un suo paziente e è stato messo in atteggiamento che sta spiegando alla mamma come deve curare il bambino che è ammalato, tanto per dire. Qualche volta per esempio abbiamo messo in mano a un artigiano che stava leggendo il Corriere della Sera, quello con le lezioni di Kennedy, e in quel periodo praticamente era Trump. Però prof, i particolari mi colpiscono, guardate che sono una cosa, vederle dal vivo una meraviglia. Sono eccezionali. Questa è proprio la creatività. Secondo lei i nostri giovani sanno di avere questa creatività, o sarà utile che iniziamo a tirargliela fuori noi? Sì, secondo me sì. Vorrei fare anche un discorsetto a proposito di scuola. Ho fatto più di 30 anni, appunto, ho insegnato alle scuole medie. Una volta ai miei tempi c'era il laboratorio di educazione tecnica, dove praticamente cominciavi a usare le mani per produrre qualcosa che ti dava... E c'era allora di applicazioni tecniche. Le applicazioni tecniche. Un po' alla volta tutto questo è sparito, perché o si fa male o ci guarda, e praticamente... I laboratori sono diventati magazzini, perché io li ho visti. E sostanzialmente anche gli alunni stessi, che magari non tanto scolarizzati perché non gli piace tanto studiare o roba del genere, quando riescono a produrre con le proprie mani qualcosa di significativo, l'autostima è automatica, insomma. Sarebbe così poco, vero? Basterebbe poco. Avevamo le stanze, avevamo il tutto, materiale, tutto c'era. Tutto messo in magazzino, come ho detto. L'ho detto io. Allora, Vanna, come ci saluti, con quale messaggio ci lasci? Prego. Allora, ecco, io innanzitutto nel fare gli auguri di buon termine, spero anche in un buon inizio, quello che mi sento di dire, proprio di supplicare, è no al sentimentalismo, sia alla vera sensibilità. Perché io incontro persone che hanno cambiato vita e veramente sono quelle che mi hanno spiazzato e mi hanno anche regalato cambiamenti miei di vita, ma però che da soli non ce la possono fare. Ricordiamo che ogni persona che cambia è un successo della società, della comunità. Per ogni persona, adulto o ragazzo invece, che non ce la fa, è il nostro fallimento. Per cui il mio augurio è proprio questo: cerchiamo noi volontari di essere efficaci per quello che possiamo, ovviamente, però mettendoci l'amore, il cuore, e saper andare oltre a quello che è il reato di una persona e accompagnarlo e fare qualche passo con lui, credo sia l'unica soluzione che noi possiamo avere, concreta. Grazie, buona giornata. Grazie anche a te, cara Vanna Boscato, responsabile area esterna alla Prima Pietra. Io a questo punto non leggerei un altro biglietto, perché ne ho talmente, finisco a Pasqua a leggere i biglietti di Natale. Buongiorno signora Mirella, come va? Grazie tanto per il cibo, per quello che ci hai dato. Anche i miei figli ti ringraziano tanto. Dio ti benedica e tanti auguri, buon Natale. Come vede, lo può testimoniare, sono biglietti scritti a mano, sono nell'anonimato molti, perché è giusto anche così, però posso dire, ecco, voglio che vedete che Mirella non è che legga chissà cosa, sono proprio biglietti reali, e sono io che devo ringraziare queste persone, ma permettetemi di ringraziare anche i miei volontari che da ieri, da lunedì sono là, che preparano, che distribuiscono, perché i numeri sono veramente numeri che fanno rabbrividire.
guardate, di gente che ha bisogno e non riesce a farsi la spesa, e grazie a voi noi daremo anche oggi una borsa bellissima dove faranno un ultimo dell'anno con le nostre tradizioni, con i nostri prodotti. Don, come ci saluta? Con quale messaggio? Pensando a questo panettone Regina Elisabetta, passate per Godega, mangiate qualcosa di buono, ecco, abbiamo bisogno di mangiare qualcosa di diverso, gustarlo per stare assieme, condividere, però anche vedere un bel presepio. Mangia lo spirito, non pensiamo solo al corpo, però ci fa bene mangiare qualcosa di buono per avere un corpo sano, ma avere anche un'anima sana, come dicono i latini, mente sana in corpore sano. Esatto. Gesù acquista un corpo, Dio acquista un corpo, quindi non abbiamo paura, non prendiamo paura di avere il coraggio di dire di no a dei cibi per dire di sì a mangiare qualche cosa di diverso. Farà bene all'anima e al corpo e ci sentiremo meno soli. Bellissimo. Prof, come ci saluta? Ma io direi facciamo gli auguri di un buon 2026 a tutti, perché ai presepisti che lavorano nell'anonimato tante volte, ma anche a tutti i visitatori, tutta la gente che e spero sappiano cogliere i messaggi che nei vari presepi stiamo buttando là. È come un amo per cercare di far riflettere su quella che è la realtà di oggi. Quindi vi aspettiamo a Bibano. Sì, lo diciamo perché veramente è un percorso bellissimo. Prego, Don. Vi aspettiamo tutti a Bibano, trovate le porte aperte, vero? Anche oggi pomeriggio, tutti i giorni al pomeriggio, domenica pomeriggio. Da che ora? Praticamente dalle 2 alle 6 alle 18, spieghiamo bene. Dalle 14 alle 18 e al mattino dalle 9 a mezzogiorno. Tutti i giorni? Tutti i giorni fino alle 6 al giorno della Befana. E poi invece proseguirà il percorso? E poi il percorso tutto il mese di gennaio, nei giorni festivi, con gli stessi orari, solo che è possibile visitarlo anche durante la settimana telefonando praticamente ai responsabili. E il percorso fino a giugno? Il percorso fino a giugno, praticamente noi poi chiudiamo il discorso del presepio a febbraio e dobbiamo cercare di mantenerlo allestito fino a giugno, perché appunto arriveranno i 300 partecipanti al convegno che a Bibano e nei 4 presepi della Marca arrivano il 6 giugno, è un sabato. E praticamente ci sono persone non solo italiane ma anche tedesche, di Malta, straniere, per cui dobbiamo cercare di organizzarci un momentino per e di pubblicizzarlo anche, prof, perché sennò come facciamo arrivare? Io vi ringrazio, vi auguro veramente una buona fine, vi voglio bene, grazie per questo supporto. Gli auguri lo possiamo farli perché i superstiziosi ce li faremo noi, bisogna stare attenti, ma ci sono i superstiziosi, perciò grazie veramente di esserci e di supportare questa trasmissione, queste grandi famiglie di Sveglia Veneti di Media Nord-Est. Grazie, andiamo a vedere l'assegno di Mirella, il vostro assegno. Siamo con questa mamma, con 3 bambine splendide. La mamma la chiameremo Aurora. Cos'è successo, mamma Aurora, che hai chiamato la Mirella? Ha detto aiutami. Niente, abbiamo avuto lo sfratto. Ascolta Aurora, ma cos'è successo nella tua vita? Come mai ti sei trovata così? Niente, io mi sono separata nel 2015 e ci sono provvedimenti del giudice che parlano, che chiedono che il papà delle mie figlie dovrebbe darmi l'assegno al mantenimento. Però... E questo non è. Quanti anni hai? 9. Vai a scuola? Sì. Ti piace andare a scuola? E cos'è che aspetti da Babbo Natale? Che regalo ti piacerebbe avere da Babbo Natale? E stare tutti insieme e che il nostro futuro andrebbe sempre meglio. E tu, amore bello, e tu cosa vuoi da Babbo Natale? Quanti anni hai? 6. E cosa vuoi che Babbo Natale ti porti? Sentiamo, cosa chiedi a Babbo Natale che ti sta ascoltando? Vorrei che mi portasse i regali ai poveri. Ci penso sempre. Caro il mio bene. Ma poi ce n'è un altro di piccola. E questa bambina, questa sorellina, quanti anni ha? 1. 1 anno. Allora, fai un appello, mamma. Cos'è che chiedi? Io chiedo intanto, ne abbiamo provate in tutte le maniere, un aiuto, una dimora fissa, chiediamo soprattutto.
mercoledì siamo al Banco Solidale ed è arrivata questa mamma che chiameremo Sole, perché ha 3 splendide bambine, è sola, ha preso una casa però è abusiva. Cosa è successo? Perché hai occupato quella casa? Niente, mi sono ritrovata a dicembre per strada con le bambine e tra l'altro le 2 piccole avevano l'influenza intestinale e eravamo al freddo e ho visto questa casa che era tutta chiusa e l'unica cosa era per ripararle dal freddo e darle un tetto perché eravamo in strada. Quanti anni hanno le tue bimbe? 10, 7 e 2. Allora, uno a casa si domanda com'è possibile arrivare a questi livelli. Nessuno ti ha aiutata, come mai non sei stata aiutata da nessuno? Ma hai chiesto aiuto? Sì, ovviamente, anche al sindaco, servizi sociali, però ovviamente nel comune dove abito io non ci sono case, non hanno disponibilità case in emergenza abitativa, perché sono tutte piene. Ma la tua paura vera qual è? Che mi portino via le bambine. Voglio fare un appello al comune, a chiunque, che mi aiutino, che non mi tolgano le bambine. Io cercherò di aiutarti, adesso vedremo come fare. Certo che questa presa di posizione da parte dell'amministrazione è giusta perché sei abusiva, però io penso che 3 minori non vanno buttati fuori di sicuro. Vedremo cosa succederà. Intanto ti do questo che è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta, perché hai bisogno di tutto, sei senza niente. Che appello vuoi fare? Voglio fare un appello a chiunque di aiutarmi, soprattutto non buttatemi fuori da questa casa. Ho bisogno di un tetto, le mie bambine soprattutto. Io lo faccio per le bambine, sono qua per tutelare le bambine. Sì. Ecco, siamo nel 2020, queste sono le soluzioni, tanti sportelli, tanti ascolti. Lei è arrivata qui oggi, non è di Treviso, non è trevigiana, per cercare aiuto. Non so cosa dire, vedremo come finirà questa storia. Andiamo. Questa è la spesa per mamma Sole, che si porterà a casa. Il nostro volontario la sta caricando perché dobbiamo anche accompagnarla dove abita, sono le sue bambine che l'aspettano e perciò qualcosa almeno riusciamo a fare anche noi grazie all'aiuto della grande famiglia. Aiuti, tanti ci siamo noi invece oggi qui ad aiutare questa mamma con queste 3 bambine, pensate 3, 10, 6 e pochi mesi, come si fa? Ma è mai possibile?